Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo workshop del ciclo La comunicazione collaborativa. Il workshop si chiama Social Media Mezzo o Fine per una gestione consapevole dei social media. Chi è che di voi non c'era al primo workshop di ottobre? Ah, bene, quindi abbiamo un po' di gente nuova, ecco, un po' di gente che si è data il cambio probabilmente. Allora, visto che c'è qualcuno che non è stato presente ad ottobre, intanto io mi chiamo Maria Paola Lacaria e sono la responsabile eventi della RT che sta accompagnando l'autorità di gestione ora del complemento regionale per lo sviluppo rurale nel percorso, diciamo, comunicativo fino al 2025. E il nostro compito è stato quello anche di aiutare la DG a organizzare un ciclo di workshop dedicato al partenariato sulla comunicazione, perché il tema è quello di condividere degli elementi che possono essere messi poi a fattor comune nella comunicazione non solo delle politiche agricole, delle politiche di sviluppo rurale, ma anche, diciamo così, per ognuno di voi nel proprio percorso comunicativo. Abbiamo chiamato questa iniziativa comunicazione collaborativa, sapendo benissimo che è una locuzione ridondante, perché la comunicazione di per sé vuol dire mettere in comune, quindi comunicazione collaborativa, no, un po' è esagerato, però di fatto la questione è proprio volutamente quella di apprendere degli elementi che possono essere utili a ciascuno di voi nel proprio lavoro, ma anche provare a capire come poterli mettere insieme nel percorso di comunicazione delle politiche di sviluppo rurale e quindi nel partenariato con la Regione del Veneto. Questo è il secondo incontro. Il primo incontro è stato ad ottobre del 2022 ed è stato dedicato allo storytelling. Trovate i materiali di quell'incontro, così come troverete quelli di questo e quelli del prossimo, che si terrà ad ottobre del 2023, nell'area riservata per voi, e poi vi arriverà una mail con tutte le spiegazioni anche per accedere e avrete la possibilità di farlo. Questa mattina ci dedichiamo ai social network, che ognuno di noi nella sua realtà sia personale che professionale utilizza molto, che pongono spesso delle questioni sia etiche sia anche proprio puramente pragmatiche nell'interazione, soprattutto perché se noi pubblichiamo soltanto, più di tanti problemi non ce li facciamo, però nel momento in cui poi le persone commentano, ecco che lì magari qualcosa succede. E quindi abbiamo voluto costruire un programma della giornata che andasse sì a ispirarvi, così come è stato nel primo workshop, con un intervento di scenario, ma poi se avete letto l'invito lo sapete, sarete anche protagonisti per un pezzo della mattinata e quindi, come dire, vi chiederemo di interagire, ma io non spoilerò nulla perché non voglio farlo, per cui intanto volevo ringraziarvi per essere qua e venite da tanti settori e tanti ambiti del partenariato, e questa cosa è importante, quindi associazioni di categoria, rappresentanze istituzionali, le università, le aziende regionali, e quindi penso che sia anche molto bello potervi conoscere o comunque riconoscere. Avremo per questo alla fine della mattinata anche un aperitivo, che questa volta non facciamo nei locali della cooperativa Controvento, ma facciamo proprio qui nell'aula B, quindi sarà proprio un continuum dall'aula A all'aula B, e quindi potrete continuare a chiacchierare e anche a fare domande ai nostri relatori che si presteranno per questo. Prima di entrare nel vivo dei contenuti, vorrei però qui Jonathan Asti, della direzione ADG FEASTR Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto, per i saluti istituzionali. Grazie Maria Paola. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Vi porto i saluti del dottor Contarin, il nostro direttore di autorità di gestione, che oggi si scusa ma non può essere presente per un impegno per conto dell'assessore. Spera di raggiungerci per la fine dell'incontro in maniera tale che possa darvi anche il suo saluto.
E io vi ringrazio della presenza di oggi, di tutti voi. Fa piacere vedere chi c'era la volta scorsa e vedere anche facce nuove che si affacciano su questo ciclo di workshop che per noi è, diciamo, una scommessa, è un'attività nuova che in passato non avevamo mai realizzato. E è un'iniziativa su cui teniamo molto, su cui stiamo investendo parecchio, perché riteniamo che la comunicazione, in particolare che coinvolge noi e il partenariato, sia assolutamente fondamentale per dare l'eco allo sviluppo rurale, nel senso che questo è il tema su cui noi ci cervelliamo, ecco, nelle nostre giornate, e riteniamo che proprio la comunicazione sia il campo ideale dove far rete e che la rete poi sia la chiave vincente per raggiungere, con i differenti ruoli, con le differenti competenze, però il pubblico più vasto possibile, perché questo poi è lo scopo ultimo che ci prefiggiamo. E io ringrazio l'RT che ci supporta per l'organizzazione di questo ciclo, così come di altri eventi. Ringrazio i relatori presenti oggi, così come coloro che ci presenteranno dei case history che ci aiuteranno a concretizzare, ecco, alcune situazioni, e auguro a tutti una buona giornata e un buon lavoro. Bene, grazie Jonathan. E allora entriamo intanto nel vivo della comunicazione dello sviluppo rurale, quindi chiamo qui accanto a me o in piedi, non so come preferisci Alessandro, con il tuo presenter, Alessandro Tomasutti, sempre della direzione DG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto, che appunto ci fa il quadro della comunicazione dello sviluppo rurale, visto che poi comunque all'interno di questo ci poniamo. Prego Ale. Grazie Maria Paola, grazie a tutti voi, è davvero un piacere vedervi. Con alcuni di voi ci conosciamo anche per altri motivi, per aver condiviso altri percorsi universitari, lavorativi, ed è bello riuscire davvero a coagulare in uno stesso spazio, in uno stesso luogo, tante esperienze diverse. Questo è un po' il tentativo che vogliamo fare, e come ha spiegato Jonathan poco fa, il mio ruolo è semplicemente quello di darvi un minimo di contesto di dove siamo e fondamentalmente perché siamo qui. Allora, tutto nasce da cosa? Noi ci occupiamo della politica di sviluppo rurale, che è una politica che pesa per 1/3 del bilancio europeo ancora, come voi sapete, ma come magari tanti cittadini non sanno ancora. Adesso io devo procedo, vabbè, intanto parlo. E diciamo che appunto lo scopo ultimo è quello di riuscire a fare in modo che tutti i portatori di interesse che ruotano attorno in qualche maniera al mondo e alla politica di sviluppo rurale in qualche modo possano fare eco di questa politica che riguarda un po' tutti. Questi semplicemente sono i regolamenti che danno l'input a tutto questo. Dopodiché la freccetta. Devo puntare. Perché stavo puntando dall'altra parte. Sì. Esatto. Questa è semplicemente la strategia che ci siamo dati e ci collochiamo, diciamo, in quell'obiettivo che è proprio il coinvolgimento dei partner del programma. Io continuo, ecco qua. Per fare questo la Regione si è dotata di un piano di comunicazione, appunto di una strategia, la cui attuazione è possibile anche grazie alla collaborazione appunto del servizio che viene offerto da Fondazione Brodolini, PR Consulting e Mirus, che appunto ci supportano nel nostro percorso di comunicazione. Ma quello che volevamo condividere con voi in particolare io continuo a mirare, ecco, vabbè, questi siamo noi, così ci memorizzate, così se dovete evitarci ci evitate, se volete invece avvicinarci ci avvicinate.
e queste sono le persone che di fatto lavorano agli aspetti di comunicazione della politica di sviluppo rurale portata avanti dalla Regione. Ma quello che è più importante è provare a capire che siamo dentro un sistema molto più ampio, un sistema che coinvolge la Regione, coinvolge l'Unione Europea, in particolare con la rete europea, EUCAP Network, che ha cambiato nome da poco. È una sorta di emanazione della direzione generale della Commissione Europea, della DG Agri, che ha proprio tra i suoi compiti quello di fare rete, di stimolare a tutti i livelli la consapevolezza degli obiettivi e degli interventi legati allo sviluppo rurale. C'è una rete anche nazionale, questo per dire che anche se non lo percepiamo, siamo dentro a questo sistema tutti quanti. Noi come autorità di gestione ovviamente abbiamo dei contatti diretti con queste realtà, ma quello che ci piacerebbe fare sarebbe portare i contatti che abbiamo qua, le relazioni che abbiamo con voi, in particolare partner, portarli anche ad altri livelli, a livello nazionale e anche a livello europeo. Queste invece sono le finalità della rete europea per lo sviluppo rurale, questo per sommi capi ciò di cui si occupano, attività appunto di networking, sviluppo di conoscenze, diffusione di buone pratiche, quindi sono attivi a livello europeo a tanti livelli. Ed è bene ricordarsi magari che esiste e magari andare a vedere cosa fanno, perché comunque sono un riferimento per chi in qualche modo, direttamente o indirettamente, si occupa di politica di sviluppo rurale. Una novità che riguarda il mondo della politica di sviluppo rurale per la nuova programmazione è il fatto che per la prima volta ci sarà, oltre a ovviamente un piano strategico nazionale che si è avviato proprio in questi mesi, un unico piano di comunicazione anche a livello nazionale che coinvolgerà il Ministero, Rete Rurale Nazionale e attivamente anche le regioni. Quindi siamo in qualche modo in una fase molto particolare, potrebbe avere anche dei potenziali sviluppi dal punto di vista comunicativo molto importanti, perché forse per la prima volta Ministero e Regioni lavoreranno fianco a fianco per provare a aumentare la conoscenza e la consapevolezza di questa politica che fa parte della PAC. La PAC, ripetiamo, è 1/3 del bilancio europeo, quindi non può non essere un tema che riguarda tutti, che riguarda noi specialisti che ci lavoriamo, ma che riguarda anche i beneficiari che ricevono questi finanziamenti e tutti i cittadini. E questo invece siete voi fondamentalmente, cioè in questo sistema c'è una pluralità di soggetti che in qualche modo coinvolti nella politica di sviluppo rurale, che però fanno parte di uno stesso scenario, anche se noi non ci percepiamo come tali ognuno, no? Siamo entità slegate, ma senza saperlo concorriamo tutti a fare comunicazione, ognuno per la propria parte su questo tema. Ed è questo un po' secondo me la sfida, provare almeno per una piccola parte, a essere consapevoli che stiamo facendo una cosa molto simile rispetto a un altro soggetto che forse nemmeno conosciamo, ma che concorre anche lui alla, ripeto, conoscenza e consapevolezza degli obiettivi e degli interventi che vengono finanziati da questa politica. Perché il fine ultimo di tutto questo, a mio avviso, non è tanto, non solo la conoscenza da parte dei cittadini che esiste questo fondo, questa politica. Sì, diciamo, sarebbe giusto, visto che sono tasse, no, dei cittadini, sapere dove vanno e come vengono utilizzate, ma quello che a volte sfugge anche a noi stessi, che una politica non è meramente un sostegno economico, ma una politica è qualcosa di più, sono degli obiettivi
giusti o sbagliati, ma sono degli obiettivi, sono dei metodi, c'è un orizzonte comune verso il quale vogliamo andare. E questo orizzonte comune, che viene definito a livello politico, a livello amministrativo, a livello tecnico, a volte sfugge. Gli aiuti che vengono dati, in particolare in questo caso alle imprese agricole, non sono un bancomat, cioè esistono i bancomat per dare i soldi alle persone, è una politica, è un'altra cosa. E la grande sfida dal punto di vista comunicativo, trovo io, non è solo e non tanto far conoscere e far sapere, ma far capire che quello che stiamo facendo ha una finalità, ha un orizzonte. Possiamo essere d'accordo magari più o meno sugli obiettivi, su quante risorse vengono date, dove, a chi, ma è un orizzonte che riguarda tutti. Quindi non semplicemente dire cosa stiamo facendo, ma perché lo stiamo facendo e con quale fine. Se un beneficiario, oltre a ricevere questo aiuto, diventasse consapevole anche che lo sta facendo per un obiettivo, ecco, questo secondo me sarebbe un enorme passo avanti per dire ok, abbiamo fatto qualcosa di utile, un passo avanti nella comunicazione delle politiche. Questo solo per farvi vedere le ultime cose che abbiamo fatto. Abbiamo cambiato l'immagine coordinata, abbiamo fatto un passo abbastanza forte, questo bisogna dare atto alla nostra dirigenza, sganciarci dai concetti di programmazione, le annualità che a volte appesantiscono la comunicazione e la rendono un po' ostica per i destinatari, e provare a veicolare un concetto più semplice e più ampio, che è quello appunto dello sviluppo rurale, anche attraverso la costruzione di un logo che ha i suoi significati, no? E queste invece sono le attività di comunicazione che noi come ADG, come Regione Veneto, abbiamo messo in pista in questo inizio tumultuoso di 2023 di questa programmazione. E la grande sfida è stata quella per la prima volta anche di rivolgerci e ad avvicinarci ai cittadini con uno spot che forse qualcuno di voi ha visto e che è sia sulle televisioni locali sia sui social proprio in questo periodo fino a metà aprile, proprio per provare a fare anche su questo fronte un passo in più. Queste sono appunto un po' alcune delle nostre attività, ma su cui non mi soffermerei oltre, e direi che è tutto. Maria Paola, entriamo nel vivo. Davvero vi invito le seguirete con attenzione, di per sé non serve invitarvi, perché adesso ci divertiamo. Grazie Alessandro, grazie veramente. Penso che l'intervento di Alessandro sia stato estremamente utile, da una parte per capire il quadro nel quale ci troviamo, e anche perché ha come dire, posto l'accento secondo me su un tema interessante che spesso quando si fa comunicazione qualche volta si dà per scontato e qualche volta invece proprio non si tiene in considerazione il significato di quello che facciamo, il perché di quello che facciamo, che è l'elemento fondante che permette alle persone di seguirci. Se non c'è un perché è difficile poi che le persone vengano attratte da quello che noi facciamo. Nel caso di queste tipologie di comunicazione, di programmi che sembrano alle persone così lontani, veramente andare a spiegare il perché in maniera molto semplice e immediata è effettivamente una cosa, una grande come posso dire, una grande azione di coraggio proprio che dà efficacia. Tutto a posto? Ok. No, guardavo la regia se magari c'erano problemi. Ok. Allora, il primo relatore della mattinata, che poi è la persona che ci condurrà attraverso i vari momenti della mattinata, è, a parte un amico, un professionista poliedrico che ha un'esperienza pluriennale nella gestione della comunicazione sui social network. In un libro che ha scritto un po' di anni fa con un'altra grande professionista, Vera Gheno, si definisce un pioniere della rete, perché loro erano sulla rete ancora quando noi magari non dico non sapevamo che ci fossero i social, ma insomma
Bruno Mastroianni, che dopo di alzarsi, è un filosofo ed è un giornalista, si occupa di discussioni online, di conflitti e di comunicazione di crisi. È anche docente incaricato di teoria e pratica dell'argomentazione digitale presso l'Università di Padova ed è gestore, non so come si dice, social media manager di alcuni programmi RAI. E poi su questo, se vuole raccontare lui qualcosa, lo farà. È uno scrittore anche perché, appunto, oltre a Tienilo acceso, ha scritto anche diversi altri libri dal titoli molto interessanti che vi consiglio di almeno leggere le copertine, ma anche acquistare. E non mi ha pagato per questo. La disputa felice, litigando si impara, e storia sentimentale del telefono. Questi sono quelli che mi ricordo, o meglio che vanno bene. Ok, Bruno, accomodati e portaci dentro il mondo dei social network. Grazie, immagino che userò il gelato. È già acceso? No, c'è? Okay. Ecco, dovrebbe funzionare. Vediamo. Prova? Sì, si sente vai. bene. Allora, intanto grazie mille per questa presentazione e grazie per la definizione pioniere della rete, perché in realtà nel libro scrivevamo che eravamo due, che questo non va, questo oggi ci farà soffrire, come sempre succede. Cioè, io è vero che noi veramente lì ci siamo definiti due dinosauri della rete. Era una definizione leggermente. Cioè, noi siamo abbastanza vecchi per aver iniziato con la rete quando nessuno quasi c'era. Adesso che tutti ci stanno, ci siamo pure noi dovuti riadattare. Vediamo un po' se oggi questa è la definizione più accurata di tecnologia, una promessa mai veramente mantenuta. Questa è, diciamo, no? Perché la tecnologia faremo, diremo, si potrà. Adesso con il metaverso ne vedremo delle belle, no? Cioè delle promesse incredibili. Poi dopo uno ha il WhatsApp down, no? Cioè il metaverso ci permetterà di dire, poi intanto WhatsApp non funziona. Vediamo, quindi che deve fare Bruno? Possiamo anche rimanere così. Fate voi, ok, vai. Bellissimo. Quindi torniamo agli anni 90 delle slide, diciamo. Quindi è un momento di vintage, momento vintage. Allora, no, io quello che porto stamattina, perché mi viene chiesto in mezz'ora di parlare di come essere efficaci sui social network. Non saprei, cioè quello che posso fare, cioè, in mezz'ora. Io sono 15 anni che lavoro su questo, forse più, anche 20 anni che lavoro su queste cose e ancora non ho capito esattamente. Figuriamoci se in mezz'ora riesco a dirvi qualcosa. No, però quello che posso fare è portarvi quello che io ho imparato lavorando sui social network, pensando che io non vengo dal mondo dei social, perché nessuno di noi viene dal mondo dei social, ma tutti noi veniamo da un mondo precedente, più o meno, a occhio, a parte forse qualcuno qui un po' più giovane, veniamo da un mondo diverso e ci siamo ritrovati in uno scenario nuovo. E io la prima volta che ho cominciato a lavorare in comunicazione, me lo ricordo ancora, il mio primo giorno di lavoro da stagista, mi hanno fatto fare in un ufficio stampa la giornata del fax. Okay. E per fortuna, di solito quando parlo agli studenti devo spiegare cos'è un fax, per far capire. Cioè la giornata del fax bisognava inviare il comunicato stampa ai giornali. Cioè quindi tu dovevi mandare 25 fax a 25 testate e telefonare a ogni testata, si è letto, si legge tutto, è arrivato, ed era una giornata. Quindi io ho incominciato così, pensare che lì ho imparato la comunicazione, immaginatevi le cose che ho dovuto disimparare oggi che faccio le strategie social per Rai Play, per Rai Tech e per cose del genere, c'è tutto un altro mondo. Allora, io parto da questo meme perché sono sicuro che appena proietto questo meme con il gattino in primo piano e il leone proiettato e scrivo social network sull'ombra del leone, in tutti noi nasce quel retropensiero, sì, effettivamente sui social proiettiamo immagini di chi non siamo, no? L'inautenticità dei social, incominciano tutta una serie di retropensieri negativi sui social che abbiamo dentro, abbiamo nel nostro DNA, perché quando arriva una cosa nuova noi partiamo di resistenza. Allora, vediamo se in mezz'ora scarsa, perché forse riduco un po' perché siamo in ritardo, riesco a invertire questa immagine. Se ci riesco, bene, se no mi tirate i pomodori, eccetera. Cioè, vediamo se vi faccio vedere che questa immagine in realtà ci dice una cosa opposta a quella che ci sta suggerendo in questo momento. Per farlo partiamo concreti e non teorici, da una sfida, perché sono sicuro che ciascuno di voi, ognuno al suo livello, pensa, certo va bene, però il tema di cui mi occupo io è difficilissimo da comunicare sui social. Un conto è sui social andare con cose superficiali, appariscenti, che attirano l'attenzione, che sono di intrattenimento. Io ho delle cose complesse,
non immediate, non interessano probabilmente tutti e io devo fare una fatica gigantesca per produrre dei contenuti che riescono a coinvolgere le persone su un tema che a volte è distante. Va bene, facciamo che è questa la sfida? Allora, per esempio, proviamo a dirci, ma si può parlare di filosofia su TikTok? Dice, beh, no, una cosa difficilissima. Oppure di chimica su TikTok? Si può fare e si può fare anche con grandissimi risultati e vi faccio vedere 2 esempi. Prossima slide, come negli anni 90. Bisogna avere anche un po' il movimento anni 90. Esatto, quindi siamo proprio su Rai 1 in prima serata. Allora, Benedetta Santini, TikToker, filosofia e caffeina, parla di filosofia su TikTok. Come ne parla? Sentiamo. Hai presente quando guardi un film e vorresti che la tua vita fosse come quella dei protagonisti perché a confronto la tua ti sembra noiosa? Ascolta Marco Aurelio. A volte in questi casi non ce ne rendiamo conto, però si crea una sorta di circolo vizioso, ed è questo. Guardiamo dei film fantastici e a confronto la nostra vita ci sembra noiosa. E più la nostra vita ci sembra noiosa, più guardiamo quei film fantastici per distrarci dalla nostra vita noiosa. Sì, è un circolo vizioso, però c'è un metodo per contrastarlo, ed è questo. Prova a pensare alle cose e alle persone della tua vita di cui non potresti fare a meno. E adesso immagina di perderle per sempre. Quello che hai appena fatto è un piccolo incubo ad occhi aperti, ti ho chiesto di farlo per un motivo, perché quando facciamo dei sogni ad occhi aperti, in confronto alla nostra vita non ci sembra niente di che, ma quando facciamo degli incubi ad occhi aperti ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Come diceva Marco Aurelio, non sognare ad occhi aperti ciò che non hai, ma considera le principali benedizioni che hai e pensa con gratitudine a come le vorresti se non fossero tue. Bene, e questa era filosofia, adesso poi lo analizziamo. Adesso chimica, Marco il Giallino, Marco Martinelli. Prossimo. Hai presente quando guardi un film e vorresti che la tua vita fosse come quella dei protagonisti perché a confronto la tua ti sembra noiosa? È lui, grazie. Per quale motivo c'è stato un boom di acquisti di pasticche di iodio in Belgio e che cosa c'entra con un attacco nucleare? Adesso ve lo spiego. Quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina chiaramente ci preoccupa, ma non dobbiamo fare scelte pazze. Quando scoppia una bomba nucleare, se ti trovi molto vicino, sei polverizzato, per cui non ti devi più di tanto preoccupare. Ma se stai in un raggio di 500 km dallo scoppio, per cui anche molto distante, devi preoccuparti dai possibili fallout radioattivi, che significa che quando c'è lo scoppio della bomba nucleare, alcuni atomi, lo stesso uranio 235, decade e si trasmuta in altri atomi. Tra questi atomi c'è lo iodio 131, un isotopo radioattivo dello iodio. Lo iodio che troviamo comunemente nel pesce, all'interno delle uova, del latte, delle alghe, non è radioattivo e la nostra tiroide lo accumula per creare gli ormoni tiroidei, tipo la tiroxina, che è questa molecola qui, e che come vedete nella sua struttura ha un sacco di atomi di iodio. Se nell'ambiente però si disperde iodio 131, quello che succede è che cominciamo a inserire nella catena alimentare lo iodio 131 e quindi lo troviamo nel pesce, nelle uova, nella carne, possiamo assorbirlo semplicemente respirandolo e la nostra tiroide assorbirà lo iodio radioattivo. Lo iodio 131 dà un decadimento di tipo beta, quindi emette un elettrone, un neutrone si trasforma in protone, si emette anche un antineutrino e si emettono pure dei raggi gamma, per cui è un effetto mutageno molto forte e localizzato nella zona dove viene assorbito, ossia la tiroide. Questo produce una maggiore probabilità di insorgenza di tumori della tiroide, soprattutto a carico dei più giovani, i bambini soprattutto che hanno una tiroide che si sta sviluppando. L'assunzione immediata dopo l'esposizione di iodio non radioattivo fa sì che la nostra tiroide comincia ad assorbire quello non radioattivo e quindi c'è una sorta di competizione per il substrato. Più forniamo iodio non radioattivo, più quello radioattivo non verrà assorbito. Ha senso quindi assumere iodio in pasticche non radioattivo, chiaramente per tutelarci nell'eventualità di uno scoppio di una bomba nucleare o di qualche problema a una centrale nucleare? La risposta è assolutamente no. Come si vede dallo studio alle mie spalle, la maggiore efficacia dello iodio non radioattivo si ha se lo si prende al momento dell'esposizione. Chiaramente è molto efficace anche se lo prendiamo 24 ore prima, ma chi è che può prevedere uno scoppio di una bomba nucleare o un problema a un reattore? Andare in farmacia ad acquistare grandi quantità di iodio non solo lo toglie a chi ne ha bisogno veramente, ma soprattutto rischia, se lo assumete, di esporre la vostra tiroide a un sovrastimolo e quindi danneggiarla. In conclusione, non assumete iodio a caso, non andate dietro a questo giornalismo un po' becero che cerca solo di puntare al vostro stomaco, usate il cervello e seguitemi se vi piacciono le scienze. Ciao! Allora, la prima cosa su cui voglio rassicurare tutti, se non siete riusciti a seguire contemporaneamente il video e le scritte, è normale.
diciamo, una questione anagrafica, cioè quello serve, è una fruizione pensata per, diciamo, cervelli leggermente più svelti dei nostri, ma quello non importa. Quello che vi voglio far notare è come hanno costruito questi contenuti, filosofia e chimica, questi due ragazzi che hanno milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di interazioni. E di certo non hanno parlato di cose superficiali, di cose di intrattenimento, di cose che facilmente diventano virali sui social, e siamo tra l'altro su TikTok, ma hanno parlato di cose molto profonde e serie. Il punto è la chiave con cui l'hanno fatto. La chiave con cui l'hanno fatto è fare dei contenuti che di per sé sono nati per coinvolgere coloro a cui stanno parlando. Vediamo come. Prossima slide. Hanno usato delle classiche leve, quelle che venivano chiamate un tempo leve della persuasione, ce ne sono tante, però hanno usato le tre principali. Ecco, la prima leva, vi do io il segnale perché sennò, grazie. Allora, la leva della prossimità, slide successiva, cioè loro anzitutto hanno posto tutto il discorso, non come avremmo fatto noi, non dico voi in questa stanza, dico in generale noi che non sappiamo comunicare bene, cioè noi saremmo partiti, devo parlare di Marco Aurelio e del tema per cui concentrati su ciò che hai e non pensare a ciò che non hai. Noi saremmo partiti così, no? E l'altro in quel caso avrebbe detto devo far capire che è una bufala acquistare lo iodio per assumerlo in caso di guerra nucleare. Noi saremmo partiti dalla cosa lontana, per dire intanto ti dico la cosa più importante, il significato più alto e importante, poi vediamo se riesco a fartelo digerire. No, loro si sono avvicinati, hanno reso l'argomento, lo hanno trattato direttamente pensando a chi stanno parlando, quindi il più vicino possibile mettendoglielo in casa. Seconda, prossima slide. Soprattutto l'hanno fatto usando la leva dell'ultimo, cioè, altra slide, si sono messi dalla parte del debole. Benedetta parte dal disagio. Hai presente quando vedi un film e dici mi piacerebbe avere una vita così? Cioè parte da un disagio che tutti più o meno sperimentano, soprattutto persone magari giovani in adolescenza, ma non solo, perché anche tutti noi ogni tanto, diciamo, vedendo un film diciamo magari avessimo quella vita. Quindi il partire da un disagio. Marco, se l'avete notato, se rivedete il filmato, vi accorgete che per quasi un minuto parla del problema mettendosi dal punto di vista di chi lo iodio l'ha comprato. Non parte dicendo avete sbagliato a comprare lo iodio, ma fa tutto il percorso del ragionamento di chi spaventandosi è andato a comprare lo iodio perché teme le radiazioni. Solo a metà, quando ha spiegato come funziona tutto il procedimento, dice ma quindi serve assumerlo? No, perché? Quindi parte dal più debole, da quello. Perché l'ha fatto Marco questo? Perché è molto intelligente e dice vuole che quel video giri proprio tra le persone che hanno comprato lo iodio, non tra o le zie dei suoi follower che gli avranno detto prendi lo iodio, no? Che ti fa bene perché adesso arriva la guerra nucleare. Allora, facendolo vedere a una persona che è in quel punto di debolezza, è disposta ad ascoltarlo. Se fosse partito dicendo è stupido prendere lo iodio in caso di guerra nucleare, avrebbe chiuso le orecchie dell'interlocutore e non sarebbe arrivato. La terza leva che hanno usato è quella della semplificazione, cioè, ancora un'altra slide, un filosofo sente Benedetta Santo, professore di filosofia, e dice per carità la frase di Marco Aurelio, la questione di Marco Aurelio è molto più complessa di così, no? Un chimico, un professore di chimica sente Marco e dice l'hai fatta troppo semplice, ed è proprio così, cioè hanno dovuto scegliere ciò che era rilevante per capire una questione specifica. Allora uno dice, vabbè, ma perché ci stai facendo queste cose che sono anche un po' ovvie? Perché vabbè, intanto perché sono filosofo e noi filosofi ci occupiamo dell'ovvio, questo ve lo dico subito perché così è. Però è che questo è il nostro problema, perché esattamente sono tre cose che vanno contro la mentalità, diciamo così, la forma mentis che hanno, in un modo o nell'altro, le organizzazioni e le istituzioni per cui noi tutti lavoriamo. Per esempio, prossima slide, noi abbiamo la dimensione istituzionale, che è esattamente il contrario. Siamo andati troppo avanti, abbiamo fatto spoiler. Grazie. E noi abbiamo la dimensione istituzionale, che è esattamente il contrario della prossimità. No, come lo standing, no? Il posizionamento, il fatto che abbiamo l'elemento istituzionale che ci rende giustamente autorevoli nell'istituzionalità. Ma questo non solo le istituzioni pubbliche, anche le organizzazioni, le aziende, tutte hanno quell'elemento organizzativo di struttura, di posizione che diciamo rende faticoso invece avvicinare al pubblico, metterlo in casa del pubblico le nostre cose. Secondo, sulla leva dell'ultimo, noi invece spesso partiamo di promozione, noi dobbiamo promuovere, dobbiamo far sapere a tutti che facciamo questa cosa,
spesso è una partenza, vuol dire, da noi si irradia un contenuto che deve interessarti. È difficile che in atteggiamento promozionale facciamo il contrario, cioè ci chiediamo: ma tu dove stai e dov'è il tuo punto debole, dov'è la tua debolezza, dov'è il tuo disagio a cui io rispondo, disagio a cui io rispondo. Terzo, noi purtroppo abbiamo a fare proprio costantemente con la complessità, cioè il nostro pane quotidiano sono cose complesse, la maggior parte delle volte che dobbiamo parlare di qualcosa non ci bastano i caratteri, non ci basta un'immagine, non ci basta il video. Quindi è bene saperlo che il lavoro che si va a fare sui social è un lavoro controintuitivo, in controtendenza, quasi contro natura, direi, no scherzo, cioè non esageriamo, però da sapere che la sfida è proprio quella, andare a rompere e a ricostruire, a riarticolare una forma mentis che inevitabilmente avranno i nostri capi, hanno i nostri interlocutori, hanno le persone con cui collaboriamo, hanno i nostri partner, eccetera. Bene, andiamo avanti. Altro problema che si unisce a questo è che per noi la tecnologia è questo. Noi abbiamo questa immagine della tecnologia e ci è rimasta fissa, cioè vi ricordate, no? Gli schermi con ancora il tubo catodico, il computer ingombrante, cioè il computer era quel macchinario in cui noi mettevamo delle cose e ci restituiva delle funzioni, dei risultati. E ci è rimasta un po' questa idea anche sui social, cioè noi abbiamo in fondo questa immagine dei social, cioè che i social siano un'attrezzatura che se riesci a metterci le istruzioni giuste ti daranno risultati. Il problema è che non è questa l'immagine di interpretazione che dobbiamo avere. Infatti oggi la domanda è: i social sono un mezzo, un fine? Ovviamente cosa risponde il filosofo? Nessuno dei due. Questo è proprio un classico, una cosa retorica, no? Ma sono un'altra cosa. È facile rispondere così, no? Tu mi fai un bivio, io ti dico altro. Questo proprio ricordatelo, anzi usatela sempre come metodo. Ma non sono né un mezzo né un fine, ma sono una dimensione relazionale, che è una cosa molto più complessa, perché se fossero un mezzo e basta, sono anche un mezzo, se fossero un mezzo e basta si tratterebbe di usarli bene, se fossero un fine si tratterebbe di direzionare quel fine nella parte giusta, cioè che sia un fine buono, generativo, eccetera. Ma essendo una dimensione relazionale c'è un problemino, che hanno elementi di mezzo, elementi di fine e poi in mezzo ci sono le persone. E le persone non sono né mezzi né, cioè potrebbero essere fini, diciamo, però sicuramente non sono mezzi, sicuramente non è facile avere le istruzioni per avere a che fare con le persone. Quindi la vera immagine in cui noi dovremmo invece spostarci mentalmente, che è la prossima slide, è questa qua. Cioè la tecnologia digitale da un pezzo è questa. L'importanza non è più il dispositivo, anzi il dispositivo sta perdendo peso, anche se è molto presente, ma in realtà è sempre più portatile, indossabile, facilmente utilizzabile, quasi non servono più i corsi del computer, no? Un tempo, vi ricordate, c'erano le scuole di computer. Adesso è l'utente, è la faccia illuminata dell'utente che cosa ci fa, dove va l'utente, cosa ci mette l'utente, cosa cerca, quali sono le sue aspettative. Per noi i social dovrebbero essere sempre di più ricordarci che esiste uno schermo in cui noi facciamo delle cose, ma poi dobbiamo ricordarci la faccia dell'utente. E questo è il punto, le relazioni che costruiamo con l'utente che abbiamo di fronte. Prossima slide. E vediamo un po' quindi com'è questo scenario. E questo scenario è fatto da una cosa che si chiama scrolling infinito, che tra l'altro è il titolo di un libro di Andrea Girolami, che è gratuito, online, ed è addirittura un libro che costantemente si aggiorna, una roba digitale strepitosa, quindi vi consiglio di andarlo a leggere. È un libro che vi ritrovate, quindi ve lo potete scaricare, e Andrea Girolami ogni tanto aggiunge un capitolo, aggiorna un capitolo con le novità e lo mette già a disposizione sulla piattaforma online che ha creato. Lo scrolling infinito è quello in cui ogni utente è inserito, no? Ognuno di noi sappiamo che tutto fruiamo attraverso uno scrolling, le notifiche ci arrivano di WhatsApp o l'email è scrolling, Facebook è scrolling, Instagram è scrolling, TikTok è scrolling, persino Netflix ogni tanto passiamo 2 ore la sera a fare scrolling sul catalogo e non vediamo niente perché abbiamo visto 2 ore di catalogo, no? Questo è lo scrolling infinito. E come è fatto questo scrolling infinito dove noi dobbiamo cercare di entrare e costruire relazioni con delle persone? Perché questa è la sfida dei social. È fatto anzitutto, diremmo, di sovraccarico informativo, cioè ci sono troppe cose e lo vediamo costantemente su di noi personalmente, ma lo vediamo anche dal punto di vista macroscopico. Ci sono molti più contenuti da fruire della capacità dell'essere umano di fruirne, semplicemente. Quindi abbiamo un sovraccarico informativo. Però attenzione,
Il sovraccarico informativo dobbiamo intenderlo bene, perché non è che è una massa inerte di informazioni che sta lì e c'è l'essere umano che si affaccia su questa massa e deve metterle in ordine. Un'idea molto filosofica quanto illusoria, cioè diciamo idealistica. In realtà è molto più complicato, perché il sovraccarico non è lì inerte, ma è fatto in un'altra maniera, cioè arriva all'essere umano in un altro modo, e cerco di spiegarvi come, di farvi vedere come. Prossima slide. Arriva attraverso l'effetto triceratopo. Che cos'è l'effetto triceratopo? Allora, intanto, diciamo, spero non ci sia bisogno di spiegare che questa è una foto del set di Jurassic Park. Il film, ve lo ricordate? No, per assicurarmi che sennò non funziona il giochino. Comunque penso di sì, no? Cioè, tutti siamo d'accordo che vedendolo diciamo, ah, Jurassic Park, ok. Allora, a un certo punto, qualche anno fa, su Facebook, Jay Brescomb, un buon tempone, pubblica questa foto su Facebook con il seguente copy, cioè il testo del post. Scrive: scellerata foto di un cacciatore sportivo mentre sorridente in posa davanti al triceratopo che ha appena massacrato. Condividi anche tu affinché il mondo conosca e svergogni questo spregevole uomo. Seguirono a questo post ironico centinaia, migliaia di condivisioni e commenti. No, rimaniamo sul triceratopo. Ogni tanto, molto efficace dal punto di vista televisivo, ogni tanto lo spoiler negli anni 90 si facevano. Dopo vedremo il sovraccarico di giudizi, no? Ma lo vedremo dopo. Adesso... Grazie, scusate, grazie alla regia che con pazienza mi sopporta. Seguirono appunto migliaia, centinaia decine di migliaia di commenti, di condivisioni, di gente che aveva capito l'ironia, e piano piano incominciarono ad apparire commenti indignati di animalisti, di persone contro la caccia, che si scagliavano contro lo spregevole uomo. A un certo punto c'è uno scambio tra due, che non si capisce se ci fanno o se ci sono, probabilmente stanno ridendo, ma non è detto, in cui uno dice all'altro: ma quello è Steven Spielberg, il regista di Jurassic Park, e l'altro risponde: non importa chi sia, non avrebbe dovuto sparare all'animale. Allora, questo è importantissimo e fa ridere, ma invece è importantissimo perché lo dobbiamo analizzare dal punto di vista del debole. Ricordatevi la leva del debole, perché il fenomeno non va visto dalla parte del forte. Noi diciamo, vedi, webeti, analfabeti funzionali, non si rendono conto, eccetera. Invece no. Perché una persona contro la caccia si è confusa? Beh, perché quando noi fruiamo dei contenuti, quando conosciamo qualcosa, compiamo un'azione. Conoscere è agire. Non è stare fermi e fare in modo che la realtà permei attraverso i sensi. Questa è una visione molto ingenua della conoscenza. Noi quando conosciamo vediamo certe cose e non altre, selezioniamo. Perché? Perché ogni nostra azione è, diciamo, influenzata, permeata dai nostri scopi, da degli scopi. E i nostri scopi da dove vengono? Dai valori fondanti. Cioè noi tendiamo a vedere la realtà come ciò che viene contro di noi, contro le cose a cui noi diamo valore, oppure a nostro favore, o che dà valore alle stesse cose a cui diamo valore. Quindi se io sono una persona contro la caccia, per esempio, per la difesa degli animali, se cammino e vedo un uccellino con l'ala rotta, il mio valore difesa degli animali crea lo scopo: io devo aiutare un animale in difficoltà. L'azione che faccio è: aiuterò quell'uccellino con tutte le mie forze, al di là del fatto che sono in ritardo al lavoro, eccetera. Se io non ho il valore fondante della difesa degli animali, probabilmente dico: devo andare al lavoro, è più importante di aiutare l'uccellino, ok? Questo funziona anche con la conoscenza. Quindi io vado online e vedo una persona che ride un animale morto e leggo alla quarta parola recreational hunter, che è cacciatore sportivo, che è il nome del nemico. Diversi segnali mi stanno dicendo: questo contenuto è contro i tuoi valori. Secondo, attenzione, non mi è arrivato questo contenuto perché vagavo nella rete, probabilmente per la dinamica dei social mi è arrivato perché il mio amico Daniele, animalista come me, con cui sono in contatto perché noi ci colleghiamo molto con persone molto simili a noi, sta già inveendo. Quindi probabilmente io ricevo input negativi nella percezione che vanno contro i miei valori, sento il mio gruppo dei pari che già sta intervenendo e sta combattendo il nemico, sento la terza pressione che sento su di me, devo fare la mia parte e inveisco, senza aver fatto cosa? Aver prima valutato che l'animale ritratto in foto si è estinto milioni di anni prima che l'uomo potesse fargli del male, diciamo. Quindi la strategia contro la caccia preventiva: mi estinguo prima dell'Homo sapiens, no? È il modo migliore per risolvere il problema dell'estinzione, della caccia, scusate. Allora, qui ovviamente fa ridere, è paradossale, è assurdo, però pensate a quanti invece medi e piccoli triceratopi ci sono continuamente nelle nostre interazioni digitali.
Cioè la maggior parte delle volte le persone, noi e le persone con cui abbiamo a che fare, sono schierate e pronte a giudicare il contenuto prima ancora di valutarlo, prima ancora di dire no, aspetta, voglio prima informarmi bene fino in fondo, poi esprimo il mio parere. Fa quasi ridere questa frase mentre l'ho detta, no? Cioè, io a volte con Rai, noi pubblichiamo per errore magari un brevissimo video che rimanda a un link con il contributo intero e il link sbagliamo qualcosa, quindi è un link rotto, le persone ti commentano come se avessero visto il contributo intero, no? Cioè quindi uno gli vorrebbe dire ma non funziona il link, com'è possibile che riesci a... perché solo dal titolo, dai 15 secondi iniziali, hanno già un'opinione completa su quel contenuto. Allora bisogna sapere che questa è una condizione in cui siamo come esseri umani e nella dimensione relazionale in cui dobbiamo costruire relazioni. Quindi il sovraccarico informativo è anche, prossima slide, un sovraccarico di giudizi. Cioè le informazioni in sovraccarico arrivano perché qualcuno, giudicandole, di solito male, ma anche bene, le sta ricevendo per engagement e gli vengono segnalate nel suo scrolling infinito. Infatti qui ho messo proprio l'icona delle recensioni che vengono, ogni attività commerciale, ristorante, hotel, eccetera, diciamo, subisce costantemente il sistema delle recensioni come consiglio oppure come critica ai suoi servizi, eccetera. In questo in realtà siamo immersi tutti e bisogna avere a che fare con questo. Prossima slide. Ovviamente informazioni e giudizi sono veicolati attraverso un sovraccarico, quando va bene, di discussioni. Cioè c'è un continuo, diciamo in senso positivo, confrontarsi, ma purtroppo più ordinariamente scontrarsi su tante questioni. Per questo fra poco, più avanti, faremo un'esercitazione proprio su come gestire delle interazioni critiche che potenzialmente possono diventare scontri, litigi inutili e provare invece a correggerli per farli diventare occasioni di costruzione di relazioni significative proprio nella criticità, proprio nel dissenso, che mi sembra una delle cose più importanti da imparare a fare per sentirsi più sicuri, più tranquilli quando ci si espone sui social. Slide successiva. Ovviamente tutto questo avviene di fronte a dei cervelli di Homo sapiens che sono molto limitati, no? Si faceva quando io ho studiato ormai tantissimi anni fa all'università, le lezioni di psicologia che ho fatto ci facevano il gioco, di solito lo facevano fisico, io l'ho digitalizzato, il gioco dei limiti cognitivi, no? Del barattolino, il professore portava il barattolo a lezione e faceva così. Prossima slide. Quanti fagioli ci sono nel barattolo? E tutti, 1. Poi, prossima slide. Quanti fagioli ci sono nel barattolo? 4. Prossima slide. Quanti fagioli sono nel barattolo? Silenzio. In realtà alcuni sparavano. 27. Comunque bravi, perché sempre comunque se non sai la risposta dilla con sicurezza, potrebbe funzionare. Però che succede? Che dopo una certa complessità il cervello umano ha bisogno di tempo e metodo per capire una cosa. Per esempio qui bisognerebbe aprire il barattolo e incominciare a contare i fagioli. Ci metti un po' di tempo e alla fine sai quanti ce ne sono. No? Allora, sui social molto spesso noi abbiamo a che fare con materie che non sono 1 o 4 fagioli che si capiscono con uno sguardo, ma sono 27 fagioli da dover contare. E abbiamo di fronte persone che hanno ovviamente, come noi, sono sottoposte al fatto che il loro cervello nello scrolling infinito, nei pensieri veloci, nella capacità veloce di intendere le cose, è capace di intendere solo fino a 4 fagioli. E questo ci richiede anche un po' modificare il nostro modo di scrittura, il nostro modo di agganciare, diciamo così, in un certo senso noi dovremmo imparare ad essere più progressivi, a capire che esiste un coinvolgimento iniziale, che sono gli 1 e 4 fagioli, per poi spingere l'utente ad arrivare ai 27 che veramente abbiamo nel barattolo. E questa per noi è una fatica, perché noi talmente tanto abbiamo puntato sui 27, ci abbiamo lavorato così bene, ci teniamo così tanto, che ci sembra che partire da 1 e 4 sia sminuire, quando invece in realtà dovremmo scoprire che è proprio il modo per avvicinarci e far avvicinare per poi arrivare. Vediamo come. Prossima slide. Ancora prossima. Ancora prossima. E ancora prossima. E ci fermiamo. Abbiamo 2 modelli possibili. Uno facile e che piace ai capi, ve lo dico subito, se voi lavorate nei social, ai capi piace questa colonna qui, e questo invece è difficile e che piace alle persone. Cioè noi possiamo decidere di attirare l'attenzione e avere dei risultati online, oppure alla lunga costruire dei legami con le nostre community.
Allora, prossima slide. Se vuoi attirare l'attenzione, l'importante è che arrivi per primo. Oggi qual è il trend della giornata? Vai su Twitter, vedi l'hashtag più in trend, vai su Google, cerchi le ricerche più fatte su Google, vai, non lo so, su Dagospia e vedi di cosa parlano tutti, prendi spunto da una cosa e fai instant marketing e cerchi di dire una cosa che riguarda il tema di cui stanno parlando tutti, non importa cosa sia. Con questo riesci ad ottenere dei risultati di movimento e di attirare l'attenzione sui social. Molto diverso invece è il valore, prossima slide, di arrivare bene. Cioè posti pure i trend, posto ciò di cui parlano le persone, posto ciò di cui si sta parlando. Sei in grado di arrivare non soltanto primo nel tempo, ma con qualcosa che fa la differenza? Questo è molto più difficile perché devi averlo quel qualcosa. Prossima slide. Altra modalità è quella che usano molti, il clickbaiting, cioè prometto nel link, nel post, eccetera, ciò che non mantengo. Ci sono gli esempi estremi nell'informazione, ecco la verità che ti stavano nascondendo, poi clicchi e non c'è né nessuna verità né cose che ti stavano nascondendo, però intanto il click l'hai ottenuto. Molto più difficile, prossima slide, ottenere quel click perché le persone riconoscono che c'è un valore aggiunto in quello che gli dai tu. In quello che stanno trovando nel tuo contenuto, in quello che stanno trovando sul tuo sito, in quello che stanno trovando sul tuo video, in quello che stanno trovando nella tua campagna. Prossima slide. Molto più facile scioccare, cioè mostrare qualcosa che fa effetto e immediatamente si prende i commenti negativi di tutti quelli che sono indignati, i commenti positivi di tutti i tifosi e hai fatto engagement e quindi visualizzazioni che aumentano. Molto più difficile fare una cosa che diceva Aristotele, perché ogni tanto devo dire un nome di un filosofo, se no poi mi chiamano da così l'Associazione Filosofi Internazionale, dice non hai detto, prossima slide, che è meravigliare. Che differenza c'è tra scioccare e meravigliare? Una differenza che sembra piccola ma è gigantesca. Scioccare stupisce e fa rimanere tutta l'emozione lì nello shock stesso. Meravigliare, dice Aristotele, è qualcosa che si sorprende ma ti spinge a saperne di più. Per esempio, Piero Angela era un maestro della meraviglia, speciale sul sole, uno speciale di 2 ore sul sole, che detta così sulla carta uno dice non lo vedrò mai, entra Piero Angela in studio con una pompa da bicicletta. Prende la pompa da bicicletta senza dire niente, tappa il buchino, avete presente la pompa quella, no? Tappa il buchino della pompa e incomincia a spingere, a spingere, a spingere e poi dice, vedete, adesso il mio pollice è caldo. E dice, è questo il motivo per cui il sole è luminoso e riscalda, perché le reazioni nucleari che ci sono sul sole creano una pressione così alta da generare calore e luce. E inizia lo speciale sul sole che a quel punto te lo devi vedere per forza, perché dici, cioè se partiamo da una pompa da bicicletta per spiegarmi perché il sole fa luce, non posso non vedere. E questo è esattamente meravigliare. Cioè ti viene voglia di sapere, dopodiché dopo 2 ore di speciale, dici, non ne so nulla del sole, è interessantissimo ma ancora mi rendo conto di non sapere nulla del sole, anche se Piero Angela mi ha dato un'infarinatura iniziale. E poi infatti quando io ho avuto la fortuna di essere nella squadra che ha aperto per la prima volta i social, i canali ufficiali di Superquark, appena li abbiamo aperti sono arrivati centinaia di migliaia di commenti di persone che hanno detto io sono diventato uno scienziato grazie a quelle trasmissioni, eccetera. Non nel senso che ha studiato scienze con quelle trasmissioni, ma nel senso che quelle trasmissioni hanno fatto venire voglia di andare avanti fino a diventare lo scienziato specializzato in quelle cose. Ultima cosa, ovviamente, qui tutta questa colonna cosa ottiene? Il like, il commento, la condivisione e la portata che tu fai vedere ai capi e dicono stiamo andando bene sui social. E invece non è vero. Anche quando hai 1 milione di portata e un tasso di engagement superiore al 10%, non è detto che stai costruendo legami con la tua community. Perché i legami della community si vedono da un'altra parte, molto più difficile. Quanto sei in grado di attivare la tua community? Attivare in qualsiasi senso, Può essere una call to action, cioè far fare qualcosa, se glielo chiedi fanno qualcosa? Oppure andare sul tuo sito, oppure soprattutto hanno messo il tuo sito nei loro preferiti, ce lo vanno a visitare al di là del fatto che tu gli proponga qualcosa sui social e cose di questo tipo. Su quello bisognerebbe misurare i veri effetti dei social, perché finché siamo qui, diciamo, è facile poter ottenere numeri che fanno tanta impressione, ma effetto sulle relazioni con le persone poverissimo. E vi sto dicendo cose che purtroppo viviamo tutti come disagio sui social, perché alla fine poi, dal punto di vista dei capi, è inutile ve lo nego, fa molto più effetto chi fa numeri da questa parte, velocemente, diciamo a basso costo, eccetera.
Ma noi abbiamo un altro problema ancora, prossima slide, e devo andare a concludere. Contro il logorio dello scrolling infinito bisogna fare delle cose che noi facciamo fatica a fare. Allora, lo scrolling infinito ha queste caratteristiche. Prossima slide, è in sovraccarico, ci siamo detti. Prossima slide, è complesso, c'è complessità costantemente, è polarizzato, quante volte ci diciamo che online, no, le polarizzazioni vanno per la maggiore, su ogni tema ci si scontra in due fazioni opposte e irriducibili l'una all'altra. Ultimo, è indifferente, cioè a un certo punto le persone tendono ad avere proprio la fatica di questo sovraccarico, complessità, polarizzazioni continue e si staccano, si sganciano. Allora noi per rispondere a questo dovremmo proporre qualcosa che è prossima slide, selezionato, e noi a scegliere facciamo fatica. Quando noi comunichiamo le nostre organizzazioni, ognuno nelle sue situazioni, spesso ha un compito diciamo molto difficile, devi comunicare tutto, è tutto importante, è tanto importante, tante cose sono importanti e spesso è vero, però in realtà bisognerebbe avere il coraggio di saper scegliere cosa veramente posso dare in questo momento, cosa veramente devo dare che rispetta quel valore aggiunto, quella meraviglia, eccetera. Poi per esempio dovremmo imparare a capire cosa è rilevante. Invece spesso di comodo noi abbiamo una complessità in cui non vogliamo fare questo sforzo perché ci sembra che ogni volta che tocchiamo qualcosa, ed è vero, rinunciamo a qualcos'altro, che è esattamente scoprire cosa è rilevante o meno. Vi ricordate gli esercizi di sintesi alle elementari? Che forse abbiamo ancora fatto, che era proprio questo, capire cosa è rilevante di una questione, era la cosa più difficile da fare, perché subito scadevamo nella riduzione, cioè perdevamo qualche pezzo, ci perdevamo qualche pezzo rilevante. Allora questo a volte per noi è difficile farlo. Sul polarizzato, questa è la parte più difficile, noi dovremmo riuscire a creare questioni che siano discutibili. Invece noi oscilliamo tra dire che brutte le polarizzazioni e non voglio discuterne con nessuno, che è esattamente un problema. Cioè, perché allora, da una parte le persone sono abituate a vomitare odio ovunque contro qualcun altro, poi quando pubblichiamo noi invece vogliamo che non si discuta nulla. Difficile fare così. Dovremmo trovare un modello intermedio. Infine, che sia qualcosa di riconoscibile. Questa è anche la cosa molto difficile perché spesso cosa ci viene da fare? Di fare qualcosa che è stato già fatto, che hanno fatto già altri, che anche gli altri fanno e mi sembra interessante. È esattamente il contrario del riconoscibile. Vado avanti veloce, vado a concludere, prometto. Sì, grazie, però il tempo è tiranno, come direbbero quelli bravi. Per esempio, adesso non è che me la prendo con questa entità o organizzazione, però è riportato in una bellissima guida a come non scrivere i comunicati stampa, che trovate qui in questo link se volete. Cioè, viene portato questo esempio che penso che ci colga tutti noi nella sensibilità, no? Queste sono meno di 1500 battute e se lo leggete, non ve lo leggo tutto perché non abbiamo il tempo, tanto lo vedete. In 1500 battute sono riportate una quantità di cose tali, messe senza nessuna riconoscibilità, senza nessuna rilevanza, senza nessuna linea narrativa, tale che in un testo brevissimo si riesce a dire troppo e a sganciare completamente il lettore. Ecco, questo è uno dei problemi che abbiamo. Non riusciamo a selezionare. Slide avanti, vi faccio un po' di esempi negativi. Oppure una ONG che vuole sensibilizzare, che cosa fa? Qui ho censurato tutto in modo che si dice il peccato ma non il peccatore. Fa un copy che se provate a leggere, non ve lo leggo io, veramente richiede una grande attenzione, altro che i fagiolini 1-4, e una foto fatta male. Diciamo. E qui di nuovo siamo in quei problemi in cui stiamo rispondendo a una necessità istituzionale. Qui c'è anche un po' la presunzione di dire vabbè, ma noi stiamo facendo del bene, quindi dovrebbe interessare questa cosa buona, e però viene tutta costruita in modo tale che poi l'effetto pragmatico, cioè sulla relazione con l'utente, è non mi sto interessando a te, sto dicendo che io ho una cosa di cui tutti dovreste interessare. Voi immaginatevi a iniziare una relazione così, maschi e femmine, no? Andare da una persona e dirgli dovresti interessarti a me. Non ci uscirai mai con quella persona, non ti darà il suo numero di telefono. Ecco, succede lo stesso sui social. Andiamo avanti. Questo pure, no? Questo è un altro capolavoro di quelli in cui uno, siccome deve mettere tutti i partner, siccome deve mettere tutte le parole difficili che ha pensato per il suo evento internamente, che forse avevano senso per quell'evento lì, lo pubblica su Facebook in questa maniera che, se ci pensate, credo che anche voi che siete persone
diciamo con formazione medio-alta, fate fatica a capire di che cosa stanno parlando. Ovviamente ho censurato tutto quello che era possibile censurare, ho lasciato un po' di aziende lì, ma non per diffamazione, semplicemente per far capire che c'erano delle aziende partner, però ho tolto i protagonisti. Se leggete anche questo, non c'è selezione, non c'è riconoscibilità, non c'è voglia di coinvolgere nessuno, si sta parlando a se stessi. Slide avanti. Come si fa quindi? Io vi posso dare tra i 1000 consigli, ve ne do uno concreto, no? Voi direte, ma che c'entra lo sgabello? È di nuovo un effetto televisivo, ora parliamo dello sgabello, ma prima bisogna imparare a parlare delle cose mostrandole, facendole toccare, facendole vivere. Non bisogna concettualizzare, non bisogna, io dico, burocratizzare. A volte noi siamo così burocratizzati nella mente che poi scriviamo post burocratizzanti, no? Bisogna appoggiare i contenuti su espressioni che toccano chi legge e ascolta. Come? Con la legge dello sgabello. Prossima slide. 3 gambe, almeno una delle 3, se non tutte e 3. Prima gamba, tutto quello che dici trasformalo in immagini o storie. Se non me lo sai trasformare in immagini o storie non me lo puoi raccontare. Se sono solo concetti, lascia perdere, perché i concetti non coinvolgono nessuno. E ve lo dice un filosofo, pensa al paradosso, i mostri che crea la società contemporanea. Secondo, i dati e i numeri servono, ovviamente se usati bene, per narrare, per far capire la quantità di un fenomeno, le percentuali, i conti, diciamo così. Terzo, quello più difficile, le frasi castiche, perché la parte più difficile è dire che vuol dire castiche, e allora uno può andare su Google a vedere cosa vuol dire castiche, ma sono quelle frasi che ti rimangono impresse perché sono fatte su un gioco di parole, perché richiamano hanno assonanza con una citazione, oppure sono facilmente citabili e riportabili, no? Quelle che un tempo si chiamavano i soundbite, ma insomma questo. Allora, l'esercizio può essere questo. Tutta la cosa che volevo dire, per esempio i post che abbiamo visto prima, come facciamo a trasformarlo così? Vi faccio vedere un esempio. Prossima slide. Questo è l'esempio tra virgolette negativo. Questo è concettualizzare. L'immediatezza della comunicazione azzera i tempi di riflessione ed il distacco emotivo consentito dai media tradizionali, sostituendo alla riflessione la condivisione istantanea. Essere immersi in un ambiente sociale discorsivo e di condivisione di contenuti impedisce il raffreddamento emotivo ed esalta un riscaldamento immediato della risposta e del desiderio di essere tempestivamente presenti nella comunicazione che sta avvenendo. La condivisione viene prima dell'approfondimento. Sottoscrivo, bellissimo, concettualizzato, benissimo, ma guardate una cintura nera di comunicazione, come lo stesso concetto come lo trasforma Anna Maria Testa. Si diffondono più ampiamente, più velocemente e più profondamente. Se esistessero le Olimpiadi delle notizie, le notizie false vincerebbero sempre su quelle vere, ed è quello che fanno in rete in ogni momento. Attenzione, questo è Fagiolo 1 e 4, perché poi c'è il link ad un articolo che vi consiglio di andare a leggere, che è scritto molto bene, approfondisce il tema e va a dire anche molte più cose di quella concettualizzazione precedente. Vedete, 2 modelli. Quello di prima è corretto, ha detto bene la cosa, per carità, ma a livello di coinvolgimento, se siamo nella dimensione relazionale dei social, con i limiti cognitivi, lo scrolling infinito, eccetera, è inadatto. Questa è invece la chiave per cui tu mi entri con le Olimpiadi delle notizie, ha trovato questa immagine Anna Maria Testa, e mi inviti ad attivarmi per leggere. Poi diverso il discorso se andrò a leggere veramente o no, ma lì c'è il muro della libertà umana che nessuno è riuscito mai a superare e quindi nemmeno i social lo fanno, però si può proporre. Altra slide. Il punto quindi è soprattutto poi ascoltare e imparare, cioè perdere l'idea che la capacità di coinvolgere è un guizzo, così, sarò io a coinvolgerti, ma è molto più una cosa che si conquista con il tempo, per tentativi ed errori. Faremo errori, bisogna sperimentare, bisogna sentire, ascoltare, leggere i commenti negativi, leggerli bene. Non è detto di rispondere, ma leggerli e prenderli con attenzione, perché forse ci insegnano qualcosa sulla nostra capacità di coinvolgere o meno, e entrare in questa mentalità del paziente lavoro di rifinitura. I 2 TikToker che vi ho fatto vedere all'inizio, se andate a vedere i loro video iniziali che non hanno cancellato, facevano schifo. Cioè erano 2 schiappe, 2 ragazzi giovani pieni di buona volontà che non erano capaci bene a comunicare. Ci si sono messi, hanno rifatto, hanno letto i commenti, hanno migliorato, eccetera. Oggi sono cinture nere. E guardate che uno dice, voi potreste dire, vabbè, ma quelli internamente a TikTok per giovani. No, Benedetta Santini pubblica con Mondadori, Marco il Giallino se lo litigano le trasmissioni, Giallo Zafferano l'ha preso
per fare i commenti alle ricette dal punto di vista chimico, per pompare i contenuti online, pompare nel senso diffondere i contenuti online di Gianlo Zafferano anche attraverso questa chiave, cioè insomma sono multipiattaforma, multimedia, multimondi. Quindi, e loro hanno fatto quel paziente lavoro di rifinitura. Possibile che noi non pensiamo di doverlo fare quel percorso? Prossima slide. Il punto quindi è, torniamo alla nostra immagine, vi invito a riguardare le piattaforme con occhio nuovo, perché noi penseremmo qual è l'algoritmo, come funzionano gli hashtag, come si fa questo, come essere efficaci, eccetera. E sono tutte domande giuste, ma io vi proporrei delle domande vecchie da riadattare. Cioè quando noi dobbiamo stabilire relazioni, in fondo ci chiediamo sempre, prossima slide, chi? Cioè, chi sono le persone con cui ho a che fare? Ce la facciamo questa domanda sui social? Seconda, qual è il linguaggio con cui le incontro in questa piattaforma? Come è fatto il linguaggio? Terzo, cosa? Con che tipo di contenuti io posso intercettare, entrare in questo coinvolgimento? Quarto, perché? Qual è il motivo che spinge le persone a stare su questa piattaforma? Allora, questo è l'esercizio per casa che non facciamo oggi, prossima slide. Se io vi chiedessi a ciascuno di noi, su Facebook, chi sono le persone? Qual è il linguaggio che usano? Le persone con cui sono già in contatto, Qual è il linguaggio che usano? Quali sono i contenuti che prediligono? Perché stanno su Facebook e mi seguono? So rispondere a queste domande? Ve lo dico io, probabilmente no. Praticamente sto più pensando qual è il prossimo post per ottenere più like. Ecco, bisogna fare quell'altro percorso. Stessa cosa per Twitter e stessa cosa per Instagram. Instagram, le stories e i post. Bisogna farsi queste domande. Perché? Poi c'è una svolta nella svolta. Questi, e non li ho citati tutti, erano i social network. Ma adesso, prossima slide, ci sono i recommendation media, che sono TikTok e i reel di Instagram, che funzionano in un'altra maniera. Cioè non è più il concetto di network, le persone che mi seguono, i follower, la community, eccetera, ma il concetto, come sapete, dei reel di Instagram e di TikTok sono contenuti che possono arrivare anche a persone che non vi seguono, che non vi hanno seguito finora. Quindi è la grande occasione di uscire molto fuori dal terreno già percorso e già seminato per far vedere, no, chi siete, che cosa fate, anche più in là. Ma questo è tutto un lungo discorso che se volete facciamo all'aperitivo. Però anche qua di nuovo la domanda. Allora, l'immagine... No, bene, aveva fatto bene la regia, così mi invita a chiudere. L'immagine finale, vedete, ve la ribalto, noi ci eravamo concentrati sul fatto che i social hanno il leone da tastiera, che in realtà è un'ombra, è finto, non è autentico. Io invece vi invito a vedere in un altro modo questa immagine. Avanti di una slide. In fondo, per stare sui social bisogna farsi 4 domande molto dolorose, cioè noi vorremmo essere dei leoni forti, bravi a comunicare, e invece per stare bene sui social dovremmo un po' ridurci e diventare gattini. La prima cosa è, sei disposto a perdere un vantaggio comunicativo? Noi per tanti anni abbiamo vissuto di vantaggio comunicativo, come organizzazioni e come istituzioni. Noi avevamo a che fare con i giornalisti, cioè persone più o meno mediamente consapevoli di quello che stavano facendo, che ci intervistavano, concordavano con noi l'intervento, lo spazio dove veniva pubblicato, eccetera. Avevamo a che fare con la pubblicità che spendevamo, gli spazi, i modi, i tempi, eccetera. Era un vantaggio. Quando si va sui social questo vantaggio si perde, non hai più un palco e un microfono o un giornale o uno schermo che ti difende, ma ci sei tu, in mezzo alle persone, così come le persone stanno, nello scrolling infinito di tutte le persone alla pari degli altri. Sei disposto a perdere questo vantaggio? Se già no a questo livello, meglio non andare sui social. Anche se bisogna vedere se oggi è possibile vivere senza i social. Seconda, per questo sei disposto a interagire e conversare? No, perché molti stanno ancora sui social pensando che siano dei piccoli cartelloni pubblicitari o una piccola televisione in cui io metto i miei video, metto i miei cartelloni, però poi non ne voglio sapere niente di quello che fanno le persone, mentre interagire e conversare è la maggior parte del lavoro di comunicazione che si dovrebbe fare sui social. Mi rendo conto che è difficile, ma io sono qua per fare le domande dure, ma le faccio anche a me stesso, perché so che adesso andrete a vedere gli account che gestisco e mi direte ma tu non lo fai? Esattamente, poi ne parliamo perché quando spengono le telecamere. Sei disposto a farti carico nel dissenso? Perché se interagisci e conversi, è chiaro che tutti quelli che ti dicono bravo, mi piaci, sei bellissimo, sei fantastico, li do per scontato che ti fanno piacere. Ma tutti quelli che ti criticano, come fai? E qui faremo l'esercitazione su questo. Ultima domanda, quella più difficile. Sei disposto,
proprio per interagire e conversare e farti carico del dissenso, di investire non solo le risorse, perché servono risorse nel senso proprio soldi, persone da pagare, ma anche energie, cioè la disponibilità davvero ad ascoltare e a mettere in gioco la tua azienda, organizzazione in base a quello che viene fuori dalle persone. Bene, io mi fermerei qui con le domande, così proprio da filosofo. Scusate se mi sono dilungato un pochettino, dopo faremo l'esercitazione. Vabbè. Grazie. Grazie Bruno, facciamo un applauso. Grazie. Così ci scaldiamo anche le mani, ma adesso mi pare che sia meglio, vero, la temperatura? Ok, bene. Sì, tanti stimoli, tanti spunti subito così, però adesso vediamo Michele Conte dell'azienda agricola La Fagiana. Michele è il responsabile comunicazione e agronomo, è un ragazzo molto giovane, 27 anni, ma nonostante questo lavora da molto. Prendi pure il microfono, Michele, e vediamo come l'azienda agricola La Fagiana, che è anche un beneficiario del PSR Veneto, si pone rispetto a quello che ha detto Bruno. Non facciamo, come dire, interrogazioni, Michele, quindi sta tranquillo, però vai pure, raccontaci. Diciamo che è acceso. Scusate, ma non sono abituato a parlare col microfono, sono più abituato a parlare in mezzo ai campi, quindi diciamo il mio intervento sarà molto più semplice. Io porterò quello che è la nostra esperienza, o più che altro quello che è stato il nostro percorso di comunicazione negli ultimi 4 anni, che è da quando io mi sono inserito all'interno dell'azienda agricola La Fagiana. Chiedo alla regia se si può mettere la foto della tenuta, e così la inquadriamo un pochettino, ok? L'azienda agricola La Fagiana è una tenuta che produce riso, siamo gli unici produttori di riso della provincia di Venezia. Per capirci dove ci troviamo, questa è Duna Verde, quindi tra Jesolo e Caorle, laggiù in fondo sull'angolo si vede la laguna di Venezia, e quindi la caratteristica della tenuta è di trovarsi in linea d'aria più o meno a 1 chilometro dal mare. È una tenuta di 460 ettari che ogni anno coltiva circa 170 ettari di riso. Per capirci, facciamo circa 1000 tonnellate di riso l'anno, riso grezzo all'anno, che una volta lavorato col nostro riso si possono fare circa 5 milioni di porzioni da risotto. Quindi c'è una porzione di risotto per ogni veneto all'anno e dopo basta. Quindi siamo un'azienda che produce cibo, produce riso, carnaroli da risotto, quindi punta ovviamente la qualità, però siamo comunque un'azienda artigianale, siamo, diciamo, un'azienda tipica del territorio del Basso Piave. Per parlare di quello che è stato il nostro percorso e progetto di comunicazione, però vi devo parlare anche un pochettino di quello che è stato il mio percorso, perché io sono nato e cresciuto in questa casa. Io non sono il figlio del titolare dell'azienda, io sono il figlio del direttore dell'azienda, quindi io sono un impiegato, mio padre ha 40 anni che dirige questa azienda agricola, e sono andato all'università, ho studiato agraria, poi mi sono specializzato... Michele, scusami, sì? Avvicina poco il microfono. Ok, come grazie. dicevo, non sono abituato. Come vi dicevo, sono andato all'università, ho studiato agraria, mi sono specializzato poi nella promozione e controllo qualità dell'agroalimentare. Ho avuto la fortuna di partecipare a un master durante l'Erasmus sul turismo enologico, quindi ho visto quello che è il marketing applicato al settore enologico, e ho detto, ok, adesso devo andare a lavorare, perché stavo finendo la magistrale, dovevo andare a lavorare. Ho detto, l'azienda mi interessa, ovviamente c'ero molto affezionato, già durante le stagioni ci lavoravo, però in un'azienda di 460 ettari, un tecnico, un agronomo, che è già mio padre, è più che sufficiente. E soprattutto, finita l'università, nel momento in cui mi davano un campo di riso a coltivare, sicuramente non andava bene, cioè nel senso, per fare un buon prodotto agroalimentare ci vuole esperienza e ci vogliono anni di pratica. Quindi ho detto, intanto che faccio un po' di gavetta, prendo in mano e cerco di dare il mio contributo all'azienda con quelle che sono le parti di promozione. Quindi mi sono presentato al titolare, al dottor Alberto Bastianello, non col curriculum, ma con un progetto di 10 pagine, dicendogli, guardi, io avrei in mente di fare questi progetti, di promozione, di apertura e di mantenere, diciamo, un contatto sempre più attivo con i nostri clienti. Perché, come vi dicevo, noi facciamo parecchio riso, ma la nostra soddisfazione più grande è che il 50% del nostro riso ancora lo vendiamo in spazio aziendale. Quindi noi siamo già abituati e avevamo sempre di più l'esigenza di accogliere il nostro cliente all'interno della tenuta. Quindi siamo partiti con il progetto di Bike Tour all'interno della tenuta, che si può mettere il video
dei tour. Senza audio. O se no anche con l'audio. Come? Sì. Diciamo che l'azienda, soprattutto nelle prime fasi dell'irrigazione, dell'allagamento delle risaie, è stupenda. Da sempre comunque è importante, soprattutto anche per il titolare, tenerla ben ordinata, ben curata. 50 ettari non sono coltivati, sono lasciati a boschine, laghetti, quindi c'è una biodiversità e una pace che ho detto è un peccato non condividerla, è un peccato che lo vediamo soltanto noi che ci lavoriamo, noi che ci viviamo, e non poterlo condividere con i nostri clienti. Quindi abbiamo iniziato questo percorso di accoglienza che ci ha portato poi a diventare anche fattoria didattica. Fattoria didattica che collabora con le scuole del territorio ma anche con gli istituti agrari e le università. Si può partire con il secondo video. Anche qui l'obiettivo è quello di spiegare un po' quella che è la nostra filosofia, che è quella di unire la conservazione e il rispetto della biodiversità che c'è in una tenuta di 400 ettari, cioè 400 ettari vuol dire un habitat, quindi bisogna tenere in equilibrio questo habitat, ma poi per ottenere la massima sostenibilità noi investiamo molto anche in tecnologia, quindi investiamo molto nell'agricoltura di precisione, facciamo tantissima ricerca interna per riuscire a stare al passo coi tempi con un clima che sta cambiando e quindi anche l'agricoltura andrà a cambiare. Oggi però devo parlarvi di social, no? E come vedete, nella prima metà del mio intervento non vi ho parlato di quello che è la nostra parte social, ma perché per me, per noi, la parte social non è niente di diverso della parte di accoglienza che già facciamo normalmente. Cioè non è qualcosa di estraneo questo, è una normalità di poter stare a contatto con i nostri clienti, spiegargli quelle che sono le particolarità della nostra azienda. Quindi magari oggi sto facendo una lavorazione in campo, viene un agronomo a fare l'analisi di 2 campi prova col drone, ho detto guarda che interessante sta cosa qua, faccio il video, lo monto, lo pubblico e vedo che i miei clienti sono interessati a capire cosa sta dietro a tutto quanto il processo produttivo. Viceversa, immaginatevi degli specchi d'acqua così, quando ci sono le albe e i tramonti, ci sono dei paesaggi stupendi, e allora pubblichi la foto dell'alba, oppure magari con le fototrappole noi studiamo tutta quella che è la biodiversità, quindi magari metti il video dei cuccioli di capriolo, e c'è una interazione che, ripeto, è spontanea, sia da una parte che dall'altra. Hai dei feedback che aiutano tantissimo, ovviamente, anche per capire quelli che sono diciamo, le curiosità, le cose interessanti che vogliono sapere del processo produttivo, e vai a fidelizzare il cliente. Noi abbiamo la fortuna di riuscire a vendere facilmente tutto il nostro prodotto, e quindi il nostro intento negli ultimi anni non è stato quello di aumentare la clientela, ma fidelizzarla e lavorare il brand marketing. Quindi non avevo bisogno di trovare nuovi clienti, io avevo bisogno di far diciamo, interagire quelli che sono già i miei clienti e arrivare a tutti quanti i miei clienti. Adesso pian pianino stiamo crescendo, stanno cambiando e stanno evolvendo anche i social, infatti come dicevo la foto del bellissimo paesaggio durante il periodo dell'allagamento ormai non basta più, adesso sono molto più importanti, hanno molto più interazioni i video, i reel o comunque anche tutti i nuovi contenuti, che nel nostro caso vuol dire anche strutturarsi. E infatti da 6 mesi siamo seguiti anche da una professionista, che è una ragazza giovane, una social media manager che ci affianca, con cui concordiamo i contenuti, ok? Io gli dico quello che ho da dire, lei mi dice guarda, secondo me stai parlando troppo di agricoltura, parla anche un pochettino di risotto. Oppure mi dice, mi dà una mano soprattutto con quello che è il montaggio, perché ormai per fortuna, come dicevo, la gavetta la sto facendo, tra un po' gli faccio le scarpe a mio papà e quindi riesco a gestirmi e a sbilanciarmi sempre di più sulla parte agronomica, però al tempo stesso è fondamentale mantenere per noi questa interazione, perché sennò poi al tempo stesso mi arriva là il cliente e mi dice ma è da un po' che non pubblichi più niente, cioè del tipo cosa è successo? È un'interazione che abbiamo quotidianamente comunque nello spazio aziendale, tant'è che adesso da un anno abbiamo assunto una ragazza laureata in scienze gastronomiche, una ragazza di 22 anni,
che mi sta affiancando e pian pianino andrà a prendere il mio posto su quella che è la parte di gestione marketing e mi affiancherà per le visite guidate per aumentare sempre di più la parte di accoglienza. Quindi diciamo è partito tutto per crearmi un lavoro a me, ok? Per cercare di occupare un po' il mio tempo in più durante le mie giornate, e adesso abbiamo creato il lavoro anche per questa ragazza e ci stiamo ampliando. E sono arrivate al tempo stesso tanti feedback positivi che non ci aspettavamo, collaborazioni con ovviamente le amministrazioni di Caorle, Jesolo, perché anche loro cercano dei posti per poter far vivere il territorio, collaborazioni con altre aziende, con aziende agricole, ma anche ad esempio stiamo collaborando a 5 anni con una ditta israeliana, Netafim, per lo sviluppo dell'irrigazione a goccia. Noi siamo il loro progetto pilota a livello europeo e ovviamente ci hanno scelto anche per la nostra visibilità, e viceversa anche in collaborazioni tra altri agricoltori. Io quando finiamo qua la conferenza devo fare una telefonata a un risicoltore della zona di Verona per confrontarci un attimo sul problema attuale che è l'acqua. Quindi loro ci chiedono come ci siamo trovati con l'irrigazione a goccia, noi gli domandiamo quali sono le loro possibilità e le loro idee per risolvere questo problema. Quindi, ripeto, è una maniera di interagire con i clienti e con tutti gli altri partner che è normale tanto quanto fare una visita guidata. Cioè è normale che se mi viene un gruppo e mi dice posso visitare l'azienda, dedico del tempo, delle energie e mi fa piacere poter comunicare con loro e spiegargli quali sono le nostre particolarità. È la stessa filosofia che applichiamo, diciamo, sui nostri social. Non ci interessa avere tanti follower, perché noi non siamo degli influencer, siamo dei produttori di riso, quindi il mio core business dopo la fine è vendere riso, ma mi interessa che i follower abbiano una qualità tale da poter essere utili poi per il mio core business e per la mia azienda. Bene, detto questo ho detto un po' quello che mi ero prefissato, quindi in caso dopo ci vediamo all'aperitivo. Grazie Michele, grazie veramente. Mi sembra che dal punto di vista, diciamo, degli elementi che tu avevi dato, Bruno, ci siamo proprio, cioè proprio una dimensione relazionale, il social, la semplificazione, proprio davvero complimenti Michele, poi ci racconterai ancora di più all'aperitivo o magari dopo alla fine se vorranno farti qualche domanda. Ecco, le domande tenetele per la fine della mattinata, adesso andiamo a prenderci tutti gli stimoli. Bene, dovrebbe essere collegato con noi Matteo Cereda, autore di Orto da coltivare, che è un sito che insieme ad altri professionisti Matteo popola, insomma, poi lui ha avuto l'idea e ci racconta allora anche questo grande successo di Orto da coltivare. Matteo è della Brianza, giusto? Sei fuori Veneto in questo caso, sei un forestiero rispetto a noi veneti, e quindi ti lasciamo la parola. Vai pure Matteo. Allora, grazie a tutti per l'invito, spero mi sentiate, ho sempre un po' di timore con questi mezzi. Allora, intanto grazie a chi mi ha preceduto, perché io ero terrorizzato di dover parlare in un quarto d'ora di tantissime cose e per fortuna ho trovato tantissime assonanze e l'intervento di Bruno Mastroianni è stato strepitoso a mio avviso, perché ha messo in semplicità tantissimi stimoli e tantissimi concetti importanti. Quindi grazie, mi trovo proprio bene, diciamo, inserito in questo contesto. Vi racconto in 2 parole Orto da coltivare, che si occupa di divulgazione dell'agricoltura, sia rivolgendosi proprio al piccolo agricoltore, sia al lobbista, quindi è iniziato tutto parlando di come coltivare un orto. Io non sono un agronomo e non sono un contadino, mi sono appassionato all'agricoltura, ma per professione mi sono sempre occupato di web marketing e in particolare di posizionamento sui motori di ricerca. Quindi quando mi sono appassionato all'agricoltura è venuto spontaneo tirar fuori un blog che parlasse di questo. Il blog è andato molto bene e da lì ho dovuto uscire dalla mia zona di comfort, che è il sito web,
per iniziare a parlare anche tramite i canali social e tutto quello di cui, diciamo, stiamo parlando in questo convegno. Quindi Orto da Coltivare ha ancora come cuore il sito internet, ma ha i suoi canali social che vanno anche molto bene, che hanno degli ottimi feedback, da Instagram a YouTube, Facebook e anche TikTok da un anno a questa parte. Come anticipava, il progetto Orto da Coltivare non è il mio progetto personale con un influencer tuttologo che spiega tutto quanto. La mia scelta, proprio perché sono consapevole di non essere un agronomo, è stata di coinvolgere delle persone preparate con dietro delle esperienze importanti. Mi è piaciuto sentire Michele di La Fagiana, ecco, la sua esperienza è quella di un agronomo ed è partito non parlando di social, quindi diciamo che è una comunicazione genuina. Io appena il sito si è avviato e ho avuto le risorse, ho coinvolto delle persone competenti, e mi piace pensare di essere, tra virgolette, il più ignorante che scrive su Orto da Coltivare. Poi, parallelamente a studiare il web e i social, io mi sono studiato anche l'agricoltura, però l'agricoltura è qualcosa, come diceva anche Michele, che richiede esperienze, che richiede pratica, che richiede anni. Ecco, quindi a me piace molto il fatto che il nostro è un progetto collettivo, dove quindi si possono ospitare diverse competenze. Allora, vi mostro qualcosina di Orto da Coltivare che magari può essere utile come spunto parlando di come utilizzare i canali social. Allora, adesso se riesco a condividere lo schermo vi faccio vedere. Ecco qua, dovrebbe il mio schermo. Allora, spero vediate lo schermo, magari riuscite a dare un feedback. No, non vediamo probabilmente il tuo schermo, cioè quello che vedi tu, ma non vediamo la parte web, se ci volevi mostrare. Non vi sento, Io adesso ti sento, scusa, puoi ripetere perché Ho prima detto che non avevo vostro audio. non vediamo, se volevi che vedessimo qualcosa, non stai condividendo nulla. Non vediamo nulla. Al momento io sto condividendo lo schermo, nel senso ok, che su perfetto, Zoom c'ho quindi lo proprio schermo scritto sì, stai va condividendo bene. lo schermo. Ok. Quindi non so se dalla regia dovete fare qualcosa, però io ho la condivisione attiva. Ok. Non è importante, se no vado via senza... No, penso che tu debba farci ditemi vedere... voi se siete in grado di... Ah, ok. Devi disattivare e riattivare. Perché lui sta condividendo la finestra. Ok. Ah, ok, perché disattivato. esatto. Devi condividere il tuo schermo. La finestra. Sì, ma l'avevo condiviso. La finestra però, non il tuo schermo. Sì. Adesso è ancora. I partecipanti ora possono vedere il tuo schermo, mi dice Zoom. Sì, però vediamo te. Prova a metterti cosa volevi che vedessimo, se dovevamo vedere Facebook o qualcos'altro. Allora, io adesso volevo farvi vedere Instagram, il feed di Instagram di Orto da Coltivare. Comunque vabbè, non importa. Vabbè, ma raccontaci così, dai, così. Condivisione. Raccontaci così. Sì. Allora, vabbè,
Io immaginatevi il feed di Orto da Coltivare, canale Instagram. Volevo farvi vedere praticamente cosa vuol dire comunicare sui social. Ecco, una domanda. Mi è stato chiesto di parlare di due cose: delle difficoltà che si vivono gestendo i social e di come reagire ai commenti negativi, alle critiche, diciamo agli haters. Rispetto alle difficoltà, quello che potrebbe essere una fatica è gestire la quotidianità. Quindi se noi apriamo un canale social, dobbiamo essere costanti. Orto da Coltivare, per esempio, su Instagram, un giorno sì, un giorno no, grosso modo pubblica qualcosa solo sul feed. Poi ci sono le stories. Se moltiplichiamo il canale YouTube, che tutte le settimane pubblica 2 o 3 contenuti, il canale TikTok, Instagram, Facebook, è vero che un po' di cose si riciclano, ma bisogna tenere conto che questi ambienti richiedono uno sforzo continuo. Qui avrei voluto farvi vedere il Google Calendar, dove abbiamo il piano editoriale, perché rende l'idea, cioè tutti i giorni hanno dei pallini con scritto storia, con scritto post su Instagram, con scritto video corto, con scritto video YouTube. Ecco, perché vi dico questo? Non per spaventarvi, ma perché è importante tenere conto che aprire un canale social comporta prendersene cura. È un po' come iniziare a coltivare un campo, visto che parliamo di agricoltura. Io non è che metto i semi o pianto una piantina e poi dopo me ne vado, io devo essere lì, devo monitorare costantemente e devo passare a irrigare, concimare, fare tutto quello che serve perché quel canale possa crescere. Questo è importante perché uno deve sapere anche dosare le sue risorse. Non è obbligatorio essere dappertutto. Se uno sa che non ha tempo, è meglio che gestisce un canale solo e che lo fa bene. E qui volevo farvi vedere il canale TikTok, nel senso che Orto da Coltivare non ha un canale TikTok gestito al top. Il canale TikTok su cui investo gli sforzi veri di produzione di contenuto è un canale che si chiama Tribù dell'Orto. Perché questo? Perché quando abbiamo analizzato il fatto di essere su TikTok, ci siamo resi conto che per esserci per bene si richiedeva una costanza che noi non eravamo disposti a mettere in gioco. Cioè fare video brevi un giorno sì, un giorno no, era troppo pesante dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista delle risorse nostre. Quindi cosa abbiamo fatto? Io ho sentito degli amici, Bosco di Ogigia, che è un'altra realtà molto forte sui social, che ha una comunicazione in linea con la nostra, e ci siamo messi d'accordo per aprire un canale insieme, dove una volta pubblichiamo noi, una volta pubblicano loro. In questo modo, sacrificando un pochino il brand Orto da Coltivare, noi riusciamo a gestire un canale fatto bene, che in un anno è passato da 0 a 100.000 iscritti, in un ambito che viene pensato solo per ragazzini, ma in realtà su TikTok oggi c'è un pubblico molto più eterogeneo di quello che possiamo pensare. Volevo farvi vedere un po' di dati dei video, cioè video che parlano di potatura dell'olivo piuttosto che tagli di potatura della vite, non argomenti diciamo da 14enni, registrano 200.000, addirittura 1 milione di visualizzazioni ciascuno. Quindi però ecco, la cosa importante che vorrei trasmettere è non siamo obbligati a essere ovunque, dobbiamo essere in grado di dosare i nostri sforzi. Ok. L'altro punto che ho sentito molto forte nell'intervento di Bruno Mastroianni, a cui io tengo molto, è creare una relazione, quindi fare una community. Tutta la presenza social di Orto da Coltivare
è fortemente legata a quest'idea, anche perché Orto da coltivare, come dicevo, è un progetto collettivo, quindi non ha ragione di essere sulla base di un personaggio particolare che diventa, diciamo, il protagonista. Deve essere una community. Per questo motivo io uno dei primi canali che ho aperto è il gruppo Facebook, un gruppo dove ci sono 250.000 persone e dove io intervengo pochissimo, quindi dove le persone interagiscono tra loro. Questo nella mia esperienza è molto importante perché intanto mi permette di avere il polso della situazione, cioè sapere in un determinato periodo di che cosa parla la gente, quali sono le loro esigenze, i problemi più comuni che si incontrano. Naturalmente questo fornisce lo spunto per il piano editoriale dei canali dove invece la comunicazione è più verticale, cioè dove è Orto da coltivare che spiega, che parla, quindi per esempio la pagina Facebook o il profilo Instagram. E qui lo spunto che vorrei darvi è quello di non pensare di entrare su un social e parlare semplicemente, ma entrare su un social, cercare quali sono le community di riferimento dell'ambiente, quindi non so, dell'agricoltura, gli agricoltori dove si trovano sui social, cosa raccontano, quali sono i loro problemi, le loro discussioni. Da qui si parte a costruire contenuti, a costruire un piano editoriale che possa realmente interessare. Una volta che ho costruito il mio piano editoriale, che realizzo i miei contenuti, che ho la costanza di cui si diceva, i miei contenuti avranno delle interazioni, cioè Bruno Mastroianni lo diceva molto bene, è chiaro che poi si innesca una discussione, quindi, ed è importante essere sul social con la disponibilità a interagire, non è un cartellone pubblicitario, non è un pulpito da cui noi facciamo dei grandi discorsi. Io ricevo ogni giorno decine, centinaia di commenti sulle varie piattaforme. È evidente che non riesco a rispondere a tutti, però è importante che io tengo conto di questi commenti e che anche cerchi di rispondere qua e là. Ecco, idealmente a me piacerebbe riuscire davvero a dare una risposta a tutti. I commenti naturalmente non ce li scegliamo e qui arriva un tema che potrebbe un po' spaventare, no? Sappiamo bene che sui social, ne parlava bene Bruno prima, c'è una polarizzazione, c'è un giudizio che può diventare molto aggressivo, molto netto, spesso neanche basato su dei fondamenti veri e propri. Allora, che cosa si fa quando si ricevono delle critiche? Come si reagisce quando si viene attaccati? Per prima cosa, il consiglio che mi sento di dare è: bisogna capire un pochino le dinamiche. Già tanto è stato detto prima di me, perché cosa succede quando qualcuno risponde a un nostro post? Genera un'interazione. Questa interazione possiamo anche considerarla positivamente, nel senso che l'algoritmo che decide quanto un post si diffonde sui social si basa soprattutto sulle interazioni, cioè più un post ottiene like, commenti, in generale reazioni da parte dell'utente, e più questo post si diffonderà e raggiungerà nuove persone. Quindi, da un certo punto di vista, potremmo dire evviva gli haters, perché quando un post innesca una discussione e arrivano tante persone che magari anche cozzano tra di loro, quel post raggiunge generalmente molte più persone. Qui avevo da farvi vedere un esempio. Con Orto da coltivare abbiamo fatto un post
sul fatto di non bruciare i residui di potatura, ma di biotriturarli, di trinciarli in modo tale da dare sostanza organica al terreno. Contadini un po' tradizionalisti che hanno sempre bruciato si sono scagliati contro questa cosa, hanno generato davvero tanti commenti negativi. L'idea era: ma guarda che inquini di più con un motore a scoppio del biotrituratore piuttosto che con la combustione, cosa assolutamente falsa, contro ogni dato, però questo ha fatto molto presa. Ecco che quel video ha fatto decine di migliaia di visualizzazioni, su YouTube ne ha fatte più di 100.000 in pochissimo tempo, su Facebook addirittura ha raggiunto 400.000 persone, perché su Facebook tendenzialmente è più forte questa dinamica di commenti che poi si innescano. Quindi siamo consapevoli, se arrivano critiche non è una bella cosa, però ci dà visibilità. Quindi sta a noi poi ragionare se questa visibilità è positiva o negativa. Ma lo diceva prima Bruno Mastroianni, gli haters sono esponenziali, proprio perché se delle persone con una determinata idea vanno a commentare un post perché sono indignati, i loro amici lo vedranno e probabilmente tra i loro amici ci sono tanti che condividono le stesse idee. Quindi quando arrivano dei commenti negativi, questi si moltiplicano. E allora che cosa facciamo? Io provo a darvi qualche spunto, sapendo che non esiste una regola generale, nel senso che a volte è meglio non rispondere, a volte invece è doveroso rispondere. La prima regola è di andare subito a vedere il nostro post, cioè prima di vedere, di entrare nel merito, di rispondere, dobbiamo verificare che il nostro contenuto sia pulito, cioè il contenuto può essere criticato per diversi motivi. Il primo è semplicemente perché noi abbiamo sbagliato, e allora in questo caso sarà meglio chiedere scusa, rettificare, diciamo tenere conto e non cercare di nascondere sotto il tappeto qualcosa che di solito sui social non funziona particolarmente bene. Oppure può essere che il nostro contenuto era fraintendibile, cioè se io nel contenuto del biotrituratore avessi specificato meglio magari che la combustione è veramente inquinante, avessi messo qualche dato, magari avrei ricevuto meno critiche, meno astio, e ne sarebbe venuta fuori una discussione migliore. Qualcuno sicuramente avrebbe sollevato lo stesso dei problemi, però è chiaro che devo imparare da questa esperienza qui. Ok? L'altra cosa che può succedere è che un contenuto perfetto riceva comunque critiche semplicemente perché noi abbiamo una nostra idea e le persone che ci criticano ne hanno un'altra. E questo va benissimo, non dobbiamo aver paura di avere una posizione, sarebbe stupido e limitante. Però dobbiamo interfacciarci a questo punto con chi ci critica. E qui vi do qualche spunto, qualche buona pratica che io ho visto funzionare. Sì, Matteo, grazie, perché siamo stretti con i tempi. Sì, vado proprio su 3 punti. La prima è essere gentili, quindi non bisogna aumentare un'escalation, ma bisogna smorzare i toni, riportarli nella ragionevolezza, cosa che sui social è molto difficile. Per farlo io consiglio di cercare un punto di incontro con la persona, cioè se si viene criticati non si parte dicendo hai sbagliato tutto, si parte dicendo sì, questa cosa che dici, sì, è vero che il biotrituratore a benzina consuma con la combustione, però, quindi questo però ci dà il via, ma al tempo stesso il pezzo prima smorza il contrasto e fa capire alla persona che siamo pronti a dialogare. La seconda cosa che vi consiglio è
di non interagire solo con le critiche, perché se io interagisco con un commento, do a quel commento visibilità. Per esempio su Facebook, ma anche sugli altri social, i commenti con più risposte, con più like, schizzano in alto. Quindi se io non voglio che tutti vedano solo la fila di commenti negativi, io devo rispondere anche a quelli positivi. Quindi dire grazie, sì, siamo d'accordo, mettere like, in modo tale che si riequilibri. E per lo stesso motivo non devo andare avanti troppo, farmi trascinare in discussioni infinite con chi comunque non la pensa come me. Ultimissima cosa sui commenti, ricordiamoci che le persone leggono poco, quindi è inutile fare una grande pappardella, magari le prime 2 frasi devono essere incisive, perché ci si gioca il fatto che uno vada avanti a leggere la nostra risposta. Quando noi facciamo una risposta la rivolgiamo non solo alla persona con cui stiamo parlando, ma siamo pubblici, quindi ci sono altri lettori che passeranno di lì e vedranno il post. Quindi è molto importante andare nel punto per poter rispondere rapidamente, e vi segnalo anche che potete formattare i commenti. Cioè tante volte si vedono dei commenti che sono muri di testo. In realtà, se cercate social media formatter, poi posso darvi un link eventualmente, potete scrivere il commento mettendo delle spaziature, degli a capo, e quindi segmentarlo. Questa è una stupidaggine, ma aumenta tantissimo la leggibilità delle nostre risposte. Ecco, io chiudo, anche se di cose da dire ce ne sarebbero potenzialmente infinite, Certo. così vi lascio i giusti tempi per il convegno. Grazie mille Matteo. Andremo a scoprire orto da coltivare a questo punto. Bene, allora abbiamo ascoltato fino adesso, ma adesso è il momento di entrare nel vivo della interazione, per cui richiamo Bruno qui, perché è lui che farà il, come dire, lo chaperon, non so come si dice, insomma, il coordinatore di questo esercizio, per cui a te le parole. Beh, intanto ringrazio Matteo perché vi ha appena dato le linee guida per risolvere le interazioni, ma io, sapendo che qualcuno avrebbe spoilerato, ho portato uno stress test, cioè facciamo proprio l'esercizio da cintura nera di dialettica, così facciamo la cosa più difficile possibile. Sì, così direttamente, no? Come quando uno va in palestra e subito ti mettono 50 kg sulle spalle, andiamo di sforzo. No, proviamo allora, prendiamo un caso realmente avvenuto e vediamo un po' come voi analizzate le provocazioni, le scelte di risposta, e vediamo che cosa ne tiriamo fuori. Io immagino che dobbiamo finire per le 11, no? Cioè facciamo un 11:40, ecco, grazie. 10 minuti. Antonio ci scuserà se andiamo un po' più lunghi. Allora, se riprendiamo le slide dall'ultima mia, cioè a seguire c'era l'esercizio, adesso apparirà. Allora, intanto vi descrivo la situazione. Allora, siamo una ONG e facciamo una campagna di sensibilizzazione per il soccorso in mare ai barconi che arrivano di migranti, che sembra una cosa attualissima. In realtà il caso che vi propongo è di diversi anni fa, perché chiaramente era il tema più attuale prima del Covid, poi è arrivato il Covid, ci siamo dimenticati dei migranti, passato il Covid sono tornati i migranti. In realtà i migranti ci sono sempre stati, non se ne sono andati dal nostro barattolo con 4 fagioli. Ecco, vediamo slide successiva, perfetto. Allora, ovviamente ho anonimizzato tutto perché sempre ci interessa il caso e non il protagonista del caso. L'ONG che cosa fa? Su Twitter, siamo su Twitter, piattaforma Twitter, pubblica una foto con un soccorritore che prende dalle braccia di una madre che sta sul barcone un bambino, e c'era un post di sensibilizzazione. A fronte di questo post incominciano ad arrivare moltissimi commenti, moltissime interazioni, alcuni positivi, ma molti altri negativi e critici, di tutti i tipi. Allora io in particolare tra i tanti commenti negativi ne ho scelto uno. Quindi slide successiva, eccolo qua. Allora, utente X, in mezzo a questa campagna commenti negativi contro l'ONG, dice:
pubblicate i vostri stipendi? Ci pagate IRPEF addizionali? Allora, primo esercizio. Perché secondo voi, cioè proviamo a analizzare questa provocazione. Come funziona questo tipo di provocazione da parte dell'utente? Allora, prima domanda semplice. Vi sembrano 2 domande? Interventi liberi, proprio dite tutto quello che avete in mente. Esattamente. Allora, ok, perfetto, esattamente. Altre osservazioni a questo livello? Ok. Perché è più efficace farla così nel dire invece siete ladri o forse siete opachi? Mettiamo così, comunque sì, siamo su quel genere. Perché è più provocatorio questo rispetto a una semplice offesa? Esattamente, poi il dubbio. Cioè, chi è che dice siete ladri quando uno legge pubblicate i vostri stipendi, ci pagate IRPEF addizionali? Tutti noi. Allora, intanto questa è la prima cosa che bisogna sempre sapere, è per questo che vi danno fastidio particolare certi commenti, perché hanno l'accusa nell'implicito. Quando l'accusa è nell'implicito è molto più potente perché sei tu a farla a te stesso. Lui non l'ha detto. Lui ha creato le condizioni affinché ciascuno di noi dentro di sé dicesse sono ladri o no? Poi, seconda cosa, da che cosa si capisce che è una provocazione? Allora, le provocazioni dipendono dal contesto, perché poi immaginatevi se fossimo, non in un post, in un commento su Twitter, dopo una campagna di sentimento, ma fossimo alla conferenza stampa di fine anno delle ONG con il bilancio sociale, si alza un giornalista del Sole 24 Ore che chiede di poter fare una domanda e fa queste 2 domande. Siamo addirittura non solo non è una provocazione, ma addirittura sono 2 domande informative lecite. Okay? Quindi questo ci fa capire che si può formulare una provocazione attraverso 2 domande informative lecite, ma messe nel contesto non adatto, diventano una supposizione, diciamo, sta supponendo, diciamo, sta suggerendo, sta facendo una suggestione. Tra l'altro, poi adesso vi faccio la domanda vera, tra l'altro è fatta molto bene perché? Perché è una specie di scaccomatto, cioè assomiglia a una provocazione scaccomatto, perché se non mi rispondi confermi la mia tesi, perché la non risposta significa la conferma che allora non pubblicate gli stipendi e non pagate le tasse. Se mi rispondi vediamo come rispondi. E adesso qui a voi la domanda. Voi avreste risposto a questo commento? Se sì perché, se no perché? Però se, avendo però diciamo, il sito con la trasparenza. Ok. Tutti avreste risposto? Vai, sentiamo perché no. Elimini. No, da sì. Il problema è che su Twitter non si può, perché questo è un tweet della persona, quindi non si può eliminare il commento. Altre prospettive? Bene, di qua avevamo mano alzata. E perché? Ok, sì, quindi mettiamo all'angolo il provocatore, questo è l'obiettivo. Benissimo, però l'obiettivo è mettere all'angolo il provocatore. Benissimo, è lecito, è tutto...
Certo, ma perché avrebbe risposto così? Qual è l'obiettivo? Ah, certo. Certo, anche perché non è, diciamocelo subito, non è che esiste la risposta giusta o la risposta sbagliata, la mossa giusta o sbagliata. Siamo in interazioni e relazioni umane e quindi siamo nel terreno, diciamo, in cui si procede a tentoni. Allora, la prima cosa che ci può aiutare, anche in base ai vostri interventi, è ricordarci una cosa. Sempre avere le due dimensioni in testa degli scopi e degli argomenti. Cioè, quando si discute non si sollevano solo argomenti, ma lo si fa con un certo scopo. Così come quando si risponde. Non si risponde solo attraverso certi argomenti, ma bisogna avere uno scopo, cioè nel senso un obiettivo da raggiungere, ok? Allora, se io vi dicessi qual è lo scopo di questo commento? Esatto, se l'avesse fatta questa domanda un giornalista del Sole 24 Ore durante una conferenza stampa, quale sarebbe stato lo scopo invece? Esatto. Quindi, vedete, l'argomento è lo stesso, cioè due domande informative. A dare la provocatorietà al commento è lo scopo. Cioè queste non sono veramente due domande, cioè, diciamo così, in questo momento l'utente sta facendo questa operazione dal punto di vista psicologico, sta fingendo di avere uno scopo di contributo, cioè dire vi faccio una domanda che riguarda l'informazione pubblica, ma questa è la finzione, è una messa in scena. Lo scopo reale è sto affermando che siete opachi, perché vi faccio una domanda a cui non risponderete e questo dimostrerà che siete opachi. L'argomento è due domande su informazioni oggettive. L'argomento sono due domande di informative, ok? Allora, stessa cosa dobbiamo porci noi. Se rispondo, devo capire se ho l'argomento e a occhio, a parte qualcuno, e almeno vi dico la mia esperienza personale, quando ho visto questa interazione, io la prima cosa che mi sono detto è ma ce l'avranno i dati in trasparenza questa ONG? Questa sappiate che è un'ONG a cui io do addirittura donazioni, quindi ho seguito abbastanza attentamente questo momento, perché la prima emozione che ho avuto, e sono sicuro che molti la condividono, è dire io non lo so se ha gli stipendi pubblici e se paga tutte le tasse, anzi, di solito ho l'idea che le ONG hanno dei sconti, privilegi, delle cose anche che riconoscono il loro servizio pubblico e forse anche non sono tenute a tutta una trasparenza a cui sono tenute altre entità. Giusto? Non so, almeno io ho avuto questo. Quindi bisogna dire, ce l'ho l'argomento per rispondere? È il primo dubbio che secondo me aleggia in questa sala. Secondo, qual è il mio scopo? Allora, qualcuno di voi dice, allora rispondo a lui, metto all'angolo il provocatore, lo azzittisco, non voglio diciamo, finire nella sua provocazione. Giustissimo, ma attenzione che questo è uno scopo minimo e anche residuale sui social. Perché in realtà se io mi prendo la briga di rispondere, devo pensare non tanto che rispondo a lui, ma rispondo a tutti i follower suoi, i follower miei che vedranno l'interazione. Se ci pensate, è l'obiettivo più allargato, è il pubblico molto più allargato del semplice provocatore. Allora, io potrei dire, prima cosa da chiedersi, se l'argomento sollevato è oggettivo, cioè merita una risposta esterna, qualcosa di concreto, non è siete ladri, che è una cosa soggettiva, un giudizio soggettivo, c'ho poco da rispondere. Ma se mi chiedono, hai i dati che mi dimostrano che sei trasparente? Questa è sempre una provocazione, ma vedete che ha un elemento di fattualità a cui si può rispondere. Io mi devo porre, intanto se ho quei fatti e quei dati, e secondo qual è il mio scopo. Vediamo come ha risposto l'ONG, così ci ragioniamo assieme. Prego, altra slide. I nostri livelli retributivi sono pubblici. 2 punti, link alla pagina che fa vedere i livelli retributivi. Conosci molti altri che lo fanno? La seconda domanda è semplicemente ridicola. Vi piace questa risposta? Se sì perché, se no perché. Cosa vi piace e cosa non vi piace? Vai. Aspetta, un attimo, uno per volta, tanto intervenite tutti. Perché?
Esattamente. Perché non vi piace? Quindi la prima parte ci piace un po' a tutti, no? Cerchiamo di capire perché. Perché risponde alla domanda è un elemento, perché mette un link, quindi una prova, ma soprattutto di nuovo ragioniamo su scopi e argomenti. Dal punto di vista dello scopo, cosa dice la prima risposta? Sì, no, ma proprio lo scopo, questo è quello che dice, ma mentre leggiamo questo, che immagine sentiamo dall'ONG? Cioè di uno dice, anche quando mi provochi ti do un'informazione che può servire a tutti. Questo si chiama scopo di contributo. Cioè io non rispondo tanto per difendere me o per rintuzzare te, ma per dire una cosa che è utile. Tra l'altro vi dico che è veramente utile perché io, più o meno qualche giorno dopo questo scambio, sono andato al solito bar romano, no? Dove c'è il barista che sta pulendo un bicchiere e dice, dottore, certo che sto ONG, non si sa mai dove vanno a finire i soldi. E io per la prima volta ho potuto dire, no, guarda che per esempio quella a cui do donazioni io, c'ha una pagina dove clicchi e ti fa vedere tutti i livelli retributivi. Perché io non lo sapevo, io sono donatore di questa ONG e siccome gli voglio bene, li stimo, mi piace quello che fanno, non mi sono mai sognato di chiedermi se c'era la pagina dei livelli retributivi, sinceramente, e non sono mai andato sul sito a cliccare, cerca, trova la pagina. Però da questo giorno in poi Bruno Mastroianni, sostenitore dell'ONG, ha un'informazione con cui ha una risposta dialettica che azzittisce tutti quelli che dicono però l'ONG è opaca. No, capite? Cioè, questo lo dico perché quando dai una risposta, non pensare, cioè rintuzzare il provocatore è un obiettivo troppo piccolo. Rispondere ai Bruno Mastroianni che ci stanno, che probabilmente a fronte di una provocazione, una buona risposta, capiranno una cosa in più e se la portano a casa, è l'obiettivo grosso della costruzione di relazioni famose. Quindi diciamo, la prima cosa che vediamo è scopo, contrasto, però argomento oggettivo ti può permettere di rispondere. Perché queste due non ci piacciono? Andiamo ad analizzarle bene. Allora, vediamo perché alimentiamo la polemica. Che tipo di argomento è questo? Sì, esattamente, ma che argomento è? Esattamente, quindi delegittima attraverso che cosa? Cosa c'è qui nell'implicito? Esplicitiamo questa frase, conosci molti altri? Ok, ve la esplicito io. Le altre ONG non hanno i livelli retributivi pubblicati. Che cos'è? Esattamente, allora potremmo dire che questo qui è in fondo un giudizio negativo sugli altri, giusto? Quindi non siamo più nell'oggettività, non sta dando dati, fatti, ragionamenti, sta mettendo in cattiva luce da un punto di vista quasi morale altri per esaltare lui. Quindi lo scopo qual è? Di contributo? Di posizionamento, cioè dire io sono migliore di altri che sono peggiori. Allora, è questo il problema. Qui è rimasto oggettivo e scopo di contributo, che sono di solito le repliche che più hanno efficacia e soprattutto ti mantengono una faccia pubblica all'altezza del fatto che sei un ONG, sei dedito al bene pubblico, eccetera. Quando incominci a entrare nei scopi di posizionamento puro, no? Di contrapposizione più che posizionamento, con argomenti soggettivi, perché ogni giudizio formulato così è un po' soggettivo, è una tua valutazione, non è qualcosa che è nei fatti, nelle ragioni o nei dati, incominci a scendere di livello. Tra l'altro qui c'è un miracolo. Allora dovete sapere, avete presente uno dei primi assiomi della comunicazione? Non si può non comunicare. È molto più estremo di quanto è stato posto da pragmatica. Cioè uno dice sempre la verità, cioè ci casca, diciamo così. Cioè quando tu vuoi rintuzzare un altro per metterlo al suo posto, di solito confermi la sua accusa. Perché guardate che questa è appena... è semplicemente dire in effetti hai ragione ad avere dei dubbi sulla trasparenza dell'ONG. Sì. Esattamente, no, sta proprio dando ragione, cioè la polemica di prima con questa parte diventa giustificata perché lui sta semplicemente questa ONG sta salvando se stessa in un mondo opaco. Cioè che è un boomerang mostruoso. E guardate, ci succede, se fateci caso nelle vostre risposte anche personali, quando volete rintuzzare di solito confermate quello di cui vi accusano, tipo
sono giorni che ti cerco, evidentemente non vuoi farti trovare, e noi rispondiamo no, è che sono stato molto impegnato, esattamente, cioè la conferma che non voglio, quando ho altri impegni non voglio farmi trovare da te, invece di dire scusa ti chiamo subito, che sarebbe la risposta che cambia l'interazione, no? Noi per difenderci di solito confermiamo ciò che siamo accusati. Andiamo al terzo livello. La seconda domanda è semplicemente ridicola. Vi piace o non vi piace? Perché non vi piace? Mm-hmm. Esattamente. Comunque siete tutti molto buoni, cioè io veramente vi stimo perché siete persone buone, perché purtroppo per il resto del mondo là fuori che è cattivo, non buono come voi, quando uno dice che una domanda è ridicola dopo che ha risposto alla prima, significa che non vuole rispondere alla seconda, cioè questo è il primo istinto. Scusate, io sono maligno dentro, ho le tenebre dentro, però per rispondere bene ai commenti bisogna avere le tenebre dentro, cioè come alla prima mi rispondi con un link e la seconda è ridicola, non vuoi rispondere alla domanda anzitutto, no? Sei stato così veloce e completo nella prima, la seconda non vuoi rispondere, cioè almeno c'è questo retropensiero oltre a quello che avete detto voi, no? Però bisogna andare, ricordatevi sempre la parte più debole. Che cosa succede a questo punto? Perché ve l'ho fatto vedere? Il provocatore non è un intellettuale che ha studiato dialettica o teoria dell'argomentazione ed è venuto su Twitter per darvi fastidio, no? È un predatore, è istintivo. Quindi appena sente l'odore del sangue, cioè della debolezza dialettica, vi assalta. E infatti adesso vi faccio vedere, aspetta, ancora non prossima slide, vi faccio vedere la replica successiva dello stesso utente che dimostra che non è proprio padrone della lingua, diciamo, non è esattamente un forte lettore, mettiamola così, però è un grande dialettico, perché con l'istinto, guardate che cosa arriva a dire, prossima slide, vivere a Roma, già un refuso, vivete a Roma, usufruite di strade, illuminazione e tutto il resto, punto, non pagate le imposte, la domanda è ridicola, pagate sì o no? Questo è importante saperlo, se tu hai ricevuto una provocazione, provi a fare il gioco, cioè ti metti sullo stesso piano del provocatore, vincerà lui, perché lui è uno squalo e tu no. Cioè, diciamo, questa è una legge di natura, no? In natura è semplice, chi ha i denti e le unghie più lunghe insegue, chi ha i meno denti e meno unghie corre. Diciamo, l'antilope, se si gira verso la leonessa e gli dice adesso facciamo a botte, finisce male, deve correre. No? Ecco, non bisogna fare cose contro. Qui, diciamo, l'ONG ha fatto una cosa contro natura e si ritrova adesso è diventato un bivio. Attenzione, io vi faccio notare, ricordatevi sempre dove siamo. Questo bivio ormai è di fronte a decine di migliaia di utenti. Cioè non è solo che te l'ha posto a te, non è tipo un dialogo a due in cui tu adesso posso replicare, ma a decine di migliaia di persone questo utente ha sottolineato questa falla, anche per chi non se n'era accorta. A questo punto vi faccio vedere la replica dell'ONG, prossima slide. Davvero è la domanda più assurda tra le tante che ci piovono addosso, ma dato che insisti, certo, scritto in maiuscolo, sia come organizzazione che come cittadini. Vi piace questa risposta? Certo, è sempre però bisogna vedere lo scopo, perché no, il problema è, guardi, questo non è che, cioè, è la cosa centrale, cioè a tutti i lettori salta all'occhio che la prima aveva un link ed era scritta così, l'ultima è certo scritto, cioè la prova, questa tecnicamente si chiama prova
dell'argomentazione, no? Tra l'altro nessuno di noi cliccherà mai e nessuno è, però basta che c'è il link, diciamo, ormai lo so che esiste un link ed è la prova. Qui la prova è una prova che non c'è più, cioè quindi salterebbe all'occhio la distanza tra questo e questo. Allora, se uno vuole interagire con una varietà di persone diverse da semplicemente quelli che o che ti amano e ti ameranno sempre, al di là che tu abbia questo link o no, e quelli che ti odiano e ti odieranno sempre, al di là delle risposte che darai, ma c'è tutta la zona grigia in mezzo, bisogna essere un po' più strategici nelle risposte. Anche perché, come vedete, in ogni risposta quello che succede è che tu rappresenti una precisa immagine di te, che qui ci sembra un po' claudicare rispetto proprio all'identità e a quello che uno si aspetta dalle ONG. Vi faccio notare un'altra cosa, tanto per fare un po' di pragmatica delle relazioni digitali. Se torniamo indietro con le slide, ancora uno. Allora, pensate a quante persone si sono fermate qui. Cioè, quanti utenti hanno visto questa replica, sono rimasti ok contenti sugli stipendi, ma un po' insoddisfatti da questo e addirittura col dubbio non hanno risposto alla domanda, e poi è passato l'autobus e uno ha smesso di guardare Twitter, è arrivata una telefonata o non lo so, è iniziato il programma preferito e uno ha smesso. Cioè c'è anche una precarietà delle interazioni digitali che dice: se dai una risposta, dalla completa e unica. Dal vivo noi siamo più abituati a fare gatto e topo, no? Uno può dire facciamo un po' alla Socrate, gli faccio adesso una domanda per vedere come mi risponde, così sì, questo se siamo in un contesto magari dal vivo, sappiamo che tutti ci stanno ascoltando, ma se sei online e replichi, fallo chiaro e finisci là. Tanto sai benissimo che lui, non è che convincerai lui, ma servirai Bruno Mastroianni e agli altri che leggeranno. Pensate a quanti slide successiva si sono fermati qui. Tra l'altro la maggior parte di quelli che seguono quest'utente, che probabilmente sono proprio in quello stato d'animo, anche se in mezzo a quelli qualcuno con il dubbio c'è che si poteva ancora recuperare e così via. Bene, vi faccio vedere un altro esempio e poi chiudiamo, anche perché è finito il tempo. Avanti, eccolo qua. Un altro commento. Sarebbe odioso l'utilizzo senza apostrofo strumentale dei bambini in foto. In quale percentuale sono i bambini tra coloro che soccorrete? Bambini, non finti minorenni. Voi avreste risposto sì o no? Se sì perché, se no perché? Allora, esatto, il problema è questo, che è chiaro che i bambini sono pochissimi quelli che arrivano, sono molto pochi rispetto agli adulti perlomeno, no? Perché si sa che il viaggio, soprattutto se parliamo di migranti che vengono dall'Africa subsahariana, il viaggio dura a volte 2 anni, prima che riescono poi dalle coste del Nord Africa a partire verso l'Italia, e spesso i bambini nascono in quei 2 anni per stupri e altre cose, quindi vengono concepiti e nascono durante il viaggio, quindi avrei sempre, quello è un dato di difetto, punto debole. Altre prospettive? Cioè io ragionerei in questa maniera: quanti di voi ritengono che questo sia un problema irrilevante? È irrilevante? Cioè il tema di come un'ONG usa le foto dei bambini è rilevante. Allora questo è un problema. Tra l'altro tenete presente che questa ONG in particolare ha una policy straordinaria nell'uso dei bambini in foto. Cioè non usa mai, per capirci, bambini in situazioni precarie con segni di malnutrizione. Se li rappresenta sempre bene. Anche nella foto che avevano messo sui social, che non ho messo perché sennò si ricostruisce subito qual è l'ONG, anche la foto che hanno messo sui social non era una foto cioè di drammaticità col bambino messo, era molto curata in modo tale che il tutto fosse rispettata la dignità del bambino, della madre, di tutta la scena. Non era una scena drammatica, era una scena molto ordinaria, e loro hanno una policy su questo. Allora, quindi io ragionerei su questo. Questa provocazione è vero che è piena di cose fastidiose, tipo la parte soggettiva, odioso è l'utilizzo strumentale dei bambini in foto, ci sta accusando, bambini non finti minorenni, ci sta accusando di essere quelli, no? Avete presente che esiste un problema, le accuse a questi migranti che fingono di essere minorenni, in realtà sono maggiorenni. In mezzo, la domanda in quale percentuale sono i bambini tra coloro che soccorrete
è un problema oggettivo che si potrebbe raccogliere se io decidessi di rispondere. Vedrete sempre la parte oggettiva e non quelle soggettive, sempre la parte che mi permette, anche se l'utente ha uno scopo di contrapposizione, per me coltivare uno scopo di contributo. Allora, questa può diventare un'opportunità di risposta, no? Per avere quella decisione di dire perché ad alcuni rispondo e ad altri no. Io vi consiglio di seguire prima la qualità dell'argomento. Se c'è un argomento oggettivo, potenzialmente hai qualcosa da dire. Se non c'è l'argomento oggettivo, lascia perdere, di solito. A volte può esserci un argomento molto soggettivo, però, per esempio, l'utente può avere uno scopo di contributo. Magari uno manifesta un disagio, però si vede che vuole capire meglio, anche se l'argomento l'ha formulato male. Allora in quel caso si può raccogliere lo scopo. Quello che è sicuro è che però ci deve essere almeno uno dei due elementi. Se non ho né una parte oggettiva nell'argomento, né una parte di contributo nello scopo, siamo in quel caso in cui dice ignoro. Qui però, quindi si può decidere sia di ignorare o sia di affrontare il tema. Vi faccio vedere come ha risposto l'ONG e vi chiedo come vi sembra la risposta. Il 100% delle persone che soccorriamo sono esseri umani. E sarebbe bello se lo fossero anche il 100% delle persone che inventano. Vi piace o non vi piace? Se sì, perché? Se no, perché? Fa ridere, certo. Ma vi piace? Ecco, visto. Perché solo la prima ci stava? Perché? Altre prospettive? Per cui non vi piace o vi piace, o anche vi piace, no, se per me mi piace, mi sembra bene. Sì, esatto. Esatto. Esattamente. Sì, tu. Più che fastidioso è proprio contrario all'immagine dell'ONG, no? In cui invece tu ti aspetti proprio quell'istituzione che è sempre a servizio, appunto per lei tutte le persone sono persone, 100% sono esseri umani, no? Esatto, no, infatti questo adesso vediamo il contrappasso solito. Certo, esatto, che è stata la funzione. Cioè noi possiamo dire, visto che purtroppo è finito il tempo, però è servito credo come... Questa è una risposta chiaramente retorica, no? Cioè hai ragione tu a dire sarebbe stato bello unire a questa un ulteriore passaggio per chi ha voglia ancora di approfondire, e ci sono chi ti legge e voglia approfondire, poteva esserci qualche elemento in più. Comunque è una risposta efficace, cioè tu mi fai una questione di quantità su qualcosa che invece è qualità, e questa è una buona risposta, non che convincerà il provocatore, ma richiamerà la sensibilità umana del lettore. Qual è il problema? Che per la solita magia della macchina della verità non si può non comunicare il problema che hai detto, perché si vede che qui c'è un problemino che nella seconda parte tu esattamente neghi quello che hai affermato nella prima. Il 100% sono persone, da dove vengano, chiunque siano, eccetera, tranne te che mi stai rompendo le scatole su Twitter, che se ci pensate è sproporzionato rispetto alla... No? Addirittura ti do della non persona. Ma finisco, e veramente chiedo scusa per essermi allargato un po', con... slide successiva,
un utente che, guardate che nella sua semplicità e ingenuità fa una lezione di interazione, un piccolo manuale di come si interagisce online e fa questa domanda: se siete così perfetti, com'è che le vostre risposte sfiorano l'insolenza? L'ONG risponde: se non avessimo scelto di rispondere con decisione alle accuse, tutto questo dibattito non ci sarebbe mai stato. Può piacere o meno, ma è così. Che di solito è una di quelle frasi, no? La verità è la verità, il resto è menzogna. Oppure ciò che è giusto è giusto. Avete presente queste frasi? Sono petizioni di principio, no? Il bianco è bianco, il nero è nero. Che uno poi dice, ma che state comunque? Può piacere o meno, ma è così. E qui è il manuale. Guardate questo, il prossimo tweet io ve lo chiedo di stamparvelo in mente perché è piccolo manuale di buona interazione online, prego. Dovreste sapere che la metà di quelli che vi leggono vi sono ostili a prescindere, quindi lo sforzo è vano. Una risposta educata attira, eccolo qua il manuale. Se te ti metti a voler rintuzzare quello che ti è ostile a prescindere, è un'operazione ottusa, sei più ottuso di lui, anche perché lui è venuto lì perché aveva tempo da perdere, cose, mentre tu stai lavorando addirittura, quindi stai anche sprecando tempo di lavoro, quindi lo sforzo è vano se ti rivolgi a loro. Invece una risposta educata attira chi? Tutta quell'altra parte di lettori che hai, e proprio perché non si scagliano contro, non gridano, eccetera, sono una moltitudine silenziosa, riflessiva, che sono la parte più importante del tuo pubblico. E quella moltitudine silenziosa ti legge, e ti legge proprio quando incominci a rintuzzare il provocatore, gli dici che non è una persona, gli dici che le altre ONG sono opache, gli dici, è lì che ti legge e rimane perplesso, proprio da riflessivo, perché si aspetterebbe di più da te. Quindi il manuale è: le provocazioni rispondi se ti fanno dare risposte educate che attirino il tuo pubblico a quei punti. Su questo si potrebbe fare tutto un lavoro su argomenti e scopi più dettagliato, ma questo era solo un assaggio, poi magari più avanti ne parliamo all'aperitivo e più avanti. Grazie. Grazie Bruno, vi state divertendo? Sì, vi siete divertiti? Forse Ale dovevamo fare una giornata intera questo workshop invece che mezza, ma ci pensiamo, lasciamo degli stimoli. Bene, allora adesso continuiamo la nostra mattinata con Antonio De Ruda, che è seduto in fondo, ma che prego di venire qui davanti, docente universitario e consulente in strategie digitali, coordinatore della comunicazione digitale della Presidenza italiana del G20 nel 2021. Quindi Antonio, anche lui un amico, è una persona, è un professionista che abbiamo invitato a chiusura della mattinata perché ci racconti effettivamente, come posso dire, dal punto di vista operativo poi alla fine cosa lui ha fatto, cosa è successo nel G20, ma semplicemente per far comprendere come abbiamo già detto fin dall'inizio della mattinata, l'attività dei social non è più né un appendice né come posso dire, qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma è una dimensione relazionale. E quindi anche in una situazione come quella del G20, quindi con una situazione istituzionale all'ennesima potenza, potremmo dire, c'è stata la necessità di raccontare, di interagire nel mondo dei social network. Antonio, prego. Sì, Bruno ha scaricato il microfono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eccomi. Allora, buongiorno a tutti. Io lo so che adesso vi starete chiedendo ma che c'entra questo del G20, no? con i nostri temi. Ecco, in realtà uno degli obiettivi della mia presentazione sarà proprio quello di mettere in evidenza come, diciamo, delle iniziative di comunicazione che possono all'apparenza essere lontanissime tra di loro, poi ci sono molti punti di contatto. Tradotto, quello che abbiamo fatto con il G20, io mi ritrovo a farlo a volte con piccole aziende con le quali collaboro. Quindi passare da realtà istituzionali internazionali a magari un lavoro con delle start-up. Cioè certi processi di comunicazione che appunto cercheremo di vedere insieme brevemente, li ritroveremo poi applicati anche a realtà molto distanti
da questa che vediamo in foto. Allora, questa è la foto che è diventata un po' iconica di quel G20, perché intanto siamo a fine ottobre del 2021, siamo dentro la nuvola di Fuxas a Roma, dove si tiene appunto per la prima volta il primo G20 a guida italiana. Perché diventa una foto iconica? Perché per la prima volta nella storia di un consesso internazionale, quindi non solo del G20, la foto di famiglia dei, in questo caso, i capi di Stato e di governo di tutti i paesi del mondo, la foto di famiglia è una foto allargata, cosiddetta. Ci siamo messi in scia rispetto alla società, ma ci sono le famiglie allargate, abbiamo detto, vabbè, allarghiamo anche noi la famiglia dei leader, e quindi partecipano a questa foto, viene fatta questa scelta, come potete immaginare con un taglio molto comunicativo, di far partecipare dei rappresentanti di quel mondo in prima fila nella lotta contro la pandemia. Diventa la fotografia iconica e diventa anche la fotografia che viene più condivisa sui social media in tutto il mondo. In tutto il mondo diventa la foto del G20, tranne in un paese, che dopo vi dirò. Io capisco che potreste dirmi, vabbè, ma di solito ci sta, cioè anche quando facciamo un piccolo evento, la foto in cui magari c'è sul palco tutta l'azienda, magari un evento interno, di comunicazione interna, in cui viene coinvolto tutto, è quella che poi alla fine diventa quella che piace di più, eccetera. In realtà non è così. Prima sentivo uno degli oratori, no? Dei relatori che è intervenuto, diceva i commenti non ce li scegliamo, ma attenzione, oggi non ci scegliamo nemmeno quello che diventerà, diciamo, la cifra narrativa dell'evento che andiamo ad organizzare. Per noi era questo, noi volevamo che diventasse questo, ma non eravamo mica sicuri al 100% che sarebbe diventato questo. Tanto è vero che, ecco, volevo provare ad andare avanti con le slide, ma non funziona. Eccola qui, no. Ecco, non so se qualcuno sa cos'è questa foto. Ve la ricordate questa fotografia qui? Allora, cosa succede? Il G20, c'è il summit di Roma, ma poi ci sono tutta un'altra serie di riunioni ad alti livelli. Tra queste, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi del G20 che si tenne a Matera. Questa fotografia qui è diventata la fotografia del G20 dei ministri degli esteri. Questa è Repubblica. Non so, ecco. Ma ho preso uno dei tanti, diciamo, no? Cosa è successo? Che a un certo punto qua sotto passano tutti i ministri degli esteri del G20, questo signore, un professore in pensione, si affaccia con questa mise, diciamo, se li osserva in questo modo, sembra un po' un film di Verdone, no? Quelle scene molto simili, no? E diventa l'eroe dei social media, il nuovo Che Guevara, no? Quello che con questo gesto diventa il grande rivoluzionario che si oppone, no, ai cattivi che passavano lì, no? Quei 20 che decidono le sorti del mondo. In realtà poi lui disse, ma più che altro io mi sono affacciato dove era più ventilato, faceva un caldo che effettivamente è vero, posso confermare, no? Quindi lui ha voluto smentire questo ruolo da Che Guevara. Ora, cosa è successo? Cosa è successo? Che in quel caso lì è questa la foto di quel G20, Cioè è inutile che Di Maio se la può prendere ancora sta cosa e gli è rimasta qui, che non è la foto di lui, nella cosa. È così. Cioè se voi andate online, mamma mia che fatica, se voi andate online e mettete G20 Matera, no, cioè c'è ancora lui. Cioè, poi c'è tutto, c'è anche Di Maio, vabbè. Ma poi torna lui, no? grande nominatore, questo signore, no? Che è passato alla storia. Ma guardate, questa foto ha fatto il giro del mondo, io vi ho mostrato Repubblica, ma era praticamente un po' su tutti i giornali del mondo. Per fortuna nel nostro caso invece, ecco perché questo era il mio grande incubo, Matera c'è prima di Roma, quindi immaginate, questo per me era il grande incubo, che nella mia testa, nella testa di comunicatori, tutti noi ci facciamo sempre un'idea di quale sarà il messaggio che verrà ricevuto, rigirato, ricondiviso, eccetera, ma non è detto che sia quello. Quindi questo era il mio grande incubo, dico magari mi fanno vedere Draghi a dorso nudo, no? Non so, lo beccano in un momento in cui si sta cambiando la camicia e quella diventa la foto del G20. Per fortuna invece a distanza di tempo, ecco, vedete come anche su Google, nonostante i risultati di ricerca sappiamo possano cambiare, però quando lo cerco io, so se è Google che fa felice me, ma quando lo cerco io,
La foto è questa, G20 Summit Roma, è ancora questa foto qui. Ecco, ora. L'esempio che vi ho portato di Matera ci aiuta anche a mettere maggiormente a fuoco il G20, che non è solamente quella 2 giorni che si è tenuta a fine ottobre a Roma, ma è un processo che dura un anno intero, un processo molto complesso che vede la partecipazione di tante istituzioni, ma anche di tanti altri soggetti che escono fuori dal perimetro istituzionale. Per darvi un po' un'idea di questo processo, allora, quella di Matera innanzitutto era la riunione esteri e sviluppo ed è stata una delle tante altre riunioni a livello ministeriale che si sono svolte. Probabilmente qui in Veneto ricorderete quella di Venezia, che fu la seconda più importante dopo il G20 dei leader, ovvero quando si ritrovarono i ministri dell'economia, delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20. E poi tutta un'altra serie di eventi. Per darvi dei numeri che ci aiutano a mettere in... Durante l'arco dell'anno si sono tenuti 175 eventi istituzionali, 20 riunioni ministeriali, 62 riunioni di gruppi di lavoro su varie tematiche, 60 riunioni del Finance Track, che è una sorta di corridoio privilegiato del G20 in cui si parla solo di finanza e di economia, e 8 engagement groups. Cosa sono gli engagement groups? Sono riunioni aperte alla società civile, alle quali partecipano c'è il G20 sul mondo del lavoro, quindi partecipano i sindacati, c'è il G20 delle Confindustrie, c'è il G20 delle accademie di ricerca, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il lavoro che viene fatto nel corso dell'anno. Come si fa a fare un lavoro del genere se non attraverso una collaborazione continua tra istituzioni diverse e soprattutto un'apertura da parte delle istituzioni verso mondi con i quali di solito le istituzioni non cooperano a livello di comunicazione, di solito a livello nazionale. E questo è il primo messaggio che volevo mandare, nel senso che dall'idea un po', no, che mi sono fatto anche della realtà della quale oggi avete parlato, senza una collaborazione tra più soggetti che possono spaziare dall'azienda agricola all'università, alla regione o ad altri enti, associazioni di categoria, la comunicazione puoi essere bravo, puoi fare anche una buona comunicazione, ma può risultare effettivamente efficace nel veicolare quei messaggi chiave di cui tutti noi poi vogliamo farci portatori? Ecco, io la metto come punto interrogativo, ma ovviamente la domanda è retorica. E allora, noi abbiamo cercato di lavorare soprattutto su questo aspetto qui della comunicazione e vi assicuro che già mettere insieme questo soggetto qui, che è Palazzo Chigi, farlo lavorare insieme alla Farnesina e farlo lavorare contemporaneamente insieme al Ministero dell'Economia, che sono i 3 grandi soggetti istituzionali, e far lavorare questi 3 prima insieme e poi farli lavorare con tutti gli altri ministeri, vi assicuro che non è stato un esercizio per nulla semplice. Io ho una fortuna che io sono un tecnico, cioè a me chiamano, mi avevano già chiamato nel G7 del 2017 per la prima volta, troppi danni probabilmente non ne avevo fatti e mi hanno richiamato anche per il G20. Io un lavoro là fuori ce l'ho, me lo ritrovo nel caso, quindi questo mi ha permesso a me anche, no, di sottrarmi da certe logiche magari più politiche, come dire, no? Ma altrimenti vi dico che è una grande fatica non solo far dialogare queste istituzioni tra loro, ma anche poi c'è stato tutto un lavoro di dialogo con gli enti locali. Questa è la bellissima Catania dove si è svolto uno delle prime riunioni ministeriali. Questa è Venezia, dove abbiamo detto che si è svolto il vertice sul G20 Economia. Questa, ad esempio, è Trieste, sempre per rimanere nel mondo del nord-est. Ecco, c'è stato un lavoro continuo a livello di comunicazione, ovvero tutti i nostri contenuti, quelli che venivano creati a livello centralizzato dal mio ufficio, venivano sempre condivisi con tutti questi soggetti, che erano sempre sulla stessa linea. I messaggi chiave dovevano essere sempre coerenti, ma soprattutto noi avevamo una squadra che riusciva a creare dei contenuti che altri magari non erano in grado di creare, e allora ecco che quei contenuti venivano messi a disposizione di chi non li aveva. Al contrario, io contenuti per raccontare Catania, per raccontare Venezia, eccetera, non li avevo, e allora ecco che quei contenuti mi venivano forniti tutti dalle amministrazioni locali.
Per esempio, quando abbiamo dovuto raccontare Venezia, il video su Venezia non è che siamo andati noi, no, da Roma partiti, eccetera, a farlo, ma volevamo che fossero le amministrazioni locali veneziane a raccontare la propria città al resto del mondo. Quei contenuti poi finivano account social del G20, che erano account seguiti ovviamente da tutto il mondo. Ora, se la regia riesce a farci vedere il piccolo video di Venezia, bene, altrimenti andiamo avanti. Vi faccio vedere per esempio il video su Venezia che è girato sui nostri social in chiave promozionale della riunione su economia e finanze. Vediamo se riesco. Allora, questo è il video che è stato realizzato dal comune. Questo ad esempio ce l'avevano già disponibile altre amministrazioni ed è stato questo un po' l'opera che abbiamo cercato di fare, di sensibilizzarle sul lavorare insieme, quindi hanno creato dei contenuti appositi pensati per la comunicazione del G20. Quindi siamo usciti un po' da una logica di comunicazione centralizzata. Un po' di fatica. Ecco, tutto questo lavoro che cosa ha fatto? Ha dato vita a quella che è stata una vera e propria road to Rome, l'avevamo definita, una strada verso Roma. Quindi siamo partiti da tutte le varie riunioni a livello ministeriale in tutti i vari paesi, scusate, in varie le regioni che abbiamo toccato dell'Italia, fino ad arrivare poi al summit di Roma del 30 e 31 ottobre. E tutto questo anche a livello grafico sul sito internet. Questa ad esempio era questa timeline che avevamo creato sul sito internet, tutto questo veniva rappresentato anche su questa timeline. Abbiamo cercato di fare quindi, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti a livello locale, un'opera di vero e proprio quello che in comunicazione si definirebbe place branding. Come avete visto nel loro video non si parla di G20, no? È la città di Venezia, così come abbiamo raccontato tante altre realtà magari più piccole e sconosciute, perché insomma al mondo Venezia qualcuno la conosce, ma in realtà non tutte le altre città nelle quali siamo finiti, no, sono famose per quegli elementi che abbiamo cercato di mettere in evidenza, ripeto e sottolineo, attraverso la collaborazione con tutte le varie figure che a livello locale. Ora, vi ho fatto vedere un video, noi abbiamo puntato molto sui video. Perché abbiamo puntato molto sui video? Ma tenendo sempre conto di alcuni aspetti che adesso vi mostro. Abbiamo puntato sui video perché abbiamo utilizzato degli strumenti che ci hanno permesso di calibrare la nostra comunicazione sulla base di quelli che sono gli interessi, di quello che può piacere alle persone dall'altra parte. Quindi sì, è vero, noi avevamo dei messaggi da veicolare e abbiamo cercato di farlo tenendo conto di quelli che erano i contenuti che più piacevano al nostro pubblico di destinatari. Come lo abbiamo fatto? Vi faccio vedere due strumenti che noi avevamo all'interno del nostro ufficio e la notizia bellissima che vi do: noi li avevamo a pagamento, ma è possibile utilizzarli anche gratuitamente. Per questo ve li mostro. Non vi avrei mai mostrato degli strumenti da 1000 e 1000 euro da utilizzare. Ovviamente con una serie di limitazioni, però vi faccio vedere come questi strumenti possono oggi veramente aiutare la comunicazione, qualsiasi tipo di comunicazione. Possono sembrare strumenti da grandi aziende. No, perché no? Devono essere utilizzati, secondo me, anche nella comunicazione istituzionale. Il primo che abbiamo utilizzato si chiama Fanpage Karma. Che cosa abbiamo fatto con Fanpage Karma? Praticamente. Allora, intanto, come vi dicevo, la buona notizia la trovate anche rappresentata. Scusate, il telecomando. Ecco, rappresentata qui. Vedete, questi sono il pricing, quanto costa utilizzare questa piattaforma. Noi, per esempio, avevamo quella da 150 al mese, mi sembra, quindi comunque non cifre straordinarie, però ecco, c'è anche quella gratuita, quindi se volete provarlo vi fate l'account, non pagate nulla e vi permette di fare un po' delle analisi che adesso vi faccio vedere. In sostanza, noi abbiamo detto, ma
Il nostro pubblico da chi è composto? Ma fondamentalmente il nostro pubblico, abbiamo cominciato a ragionare, chi segue il G20 segue magari anche il G7, segue il Fondo Monetario Internazionale, segue la Banca Mondiale, insomma abbiamo mappato tutta un'altra serie di soggetti molto simili a noi. E siamo andati ad analizzare la loro comunicazione grazie a questo strumento, perché Fanpage Karma permette praticamente di andare a vedere cosa succede negli account degli altri. Quindi in quel tempo c'era il G7, parlo del quando abbiamo cominciato a lavorare sulla strategia. Il G7 è gestito dagli inglesi, per esempio la World Bank, abbiamo analizzato, come vi dicevo, il Fondo Monetario Internazionale, alcune organizzazioni delle Nazioni Unite, eccetera. Allora, senza aver bisogno di essere amministratori di questi account social, quindi potete non controllarli, le aziende lo usano per andare ad analizzare i loro competitor, infatti, voi potete andare a vedere una serie di informazioni. Quindi se io lì dentro metto, per esempio, dico a Fanpage Karma, analizzami l'account del G7 britannico, benissimo, lui mi dice, guarda, questi sono i giorni in cui pubblicano, quella è la frequenza con il quale pubblicano i post, per esempio, queste sono le tipologie di post che utilizzano, per esempio utilizzano molto di più le fotografie rispetto ai video ad altre tipologie di post, e mi fa anche quello che viene definito l'engagement matrix. Che in cosa consiste l'engagement matrix? L'engagement matrix consiste mi fa vedere quanto vengono utilizzati determinati tipi di contenuti, in questo caso le pictures, le foto, quindi vengono utilizzate molto, ma mi fa vedere anche il loro livello di interazione che riescono a generare. Quindi se generano commenti, like, condivisioni, eccetera. In questo caso vediamo come l'account analizzato qui utilizza molto le fotografie, sono spostate verso sinistra, ma con livelli di interazione non così alti in fondo. I video vengono utilizzati poco, ma quei video che vengono utilizzati raggiungono molte interazioni. Già potete immaginare che nel momento in cui metti insieme un'analisi, facendo una mappatura di vari account, già cominci ad avere tutta una serie di informazioni preziose sullo stesso pubblico tuo, fondamentalmente. Questo permette di non muoversi con l'intuito, come dire, ma so che alle persone piacciono i video e quindi li faccio vedere i video. So che le persone interagiscono con i reel, oppure so che alle persone piacciono le foto. Perché? Perché studio, faccio, mi guardo. Sì, ma è sempre un po' intuito. Questa roba qui, io invece di solito la stampavo e me la appendevo dietro alla porta, perché di solito siamo tutti esperti di social media, quindi entrava pure gente nel mio ufficio che non aveva mai avuto a che fare col mondo della comunicazione, diceva: ma perché non mettiamo più video? Ma perché non facciamo i reel che balliamo? Risposta di contributo, il dato, no? Cioè avevo stampato lì dietro, dico, guarda, i dati sono quelli. E non aggiungevo provocazione. Ecco. E non aggiungevo, grazie, è stato bravo, professore. Ecco, allora, cosa succedeva però nel nostro caso? Che a volte ci rendevamo conto che il nostro pubblico si posizionava un po' così nell'engagement matrix, cioè vedevamo che molte organizzazioni internazionali simili alla nostra postavano molte fotografie, no? E effettivamente le foto avevano degli alti livelli di engagement. Postavano pochi video e effettivamente i video rispetto alle fotografie, quantomeno in percentuale, avevano meno interazioni. Questo che cosa ha fatto? Ci ha portato a dire, bene, utilizziamo i video senza dubbio, ma senza mettere un eccessivo accento su quel tipo di formato. Cioè noi avevamo ancora a che fare con un pubblico che probabilmente, come me, io in primis, tra un post scritto bene e con un'infografica, delle belle foto di accompagnamento e un video, ancora preferisco leggermi il post e vedermi le foto. Quindi non era un po' una sorpresa. Ma ripeto, tutto questo almeno uno strumento come Fanpage Karma, vi suggerisco di provare un po', no? Almeno vi dà, devo dire, dei dati a disposizione per comprendere meglio il vostro pubblico di riferimento. L'altra cosa interessante, questa è un'analisi che ho fatto con Fanpage Karma dopo che noi abbiamo ceduto i nostri canali social, che vengono ceduti di presidenza in presidenza, li abbiamo ceduti agli indonesiani. Sono andato per curiosità a vedere quali erano i contenuti degli indonesiani che performavano meglio. La cosa interessante, non so se si riesce a vedere da in fondo, ma ve lo dico io, è che Fanpage Karma vi fa letteralmente delle classifiche, vi mette a sinistra i top post, quindi i post che performano meglio di quell'account, a destra quelli più deboli. Quindi se voi volete individuare degli account simili a voi, per esempio, o che trattano quelle tematiche lì, ecco che uno strumento del genere in maniera gratuita, questo ve lo dà,
vi permette, ripeto, di avere maggiori informazioni sul vostro pubblico. Quali sono i temi relativi all'agricoltura, che sappiamo ha tanti temi, che piacciono di più effettivamente al pubblico, con il quale il pubblico interagisce di più, che generano maggiori commenti rispetto ad altri. Ora, no, giusto per dire, ma guardate, quando io ho portato questi strumenti lì dentro, a volte ne ho visto come un marziano, ve lo dico, insomma, perché? Perché ancora c'è un po' il concetto che siano delle cose un po' da azienda. Questo viene da fuori, al mondo delle aziende. Ma no, ma non è così, ma anzi la comunicazione istituzionale dovrebbe vivere di questi strumenti. L'altro strumento che abbiamo utilizzato è stato Talkwalker. Anche in questo caso abbiamo a che fare con uno strumento a pagamento, ovviamente, noi lo pagavamo, ma anche una parte gratuita che di nuovo vi suggerisco fortemente di utilizzare. Vi create anche qui l'account, avete ovviamente sempre dei limiti quando utilizzate. Nel caso di Talkwalker, uno dei limiti che vi permette di analizzare le conversazioni online, uno dei limiti che avete dall'account gratuito è quello del periodo di tempo, cioè potete analizzare conversazioni, mi sembra, negli ultimi 28 giorni. Ecco, non vi permette di andare oltre, se non meno forse, anche meno. Però per farvi capire come funziona Talkwalker, allora, Talkwalker, ripeto, anzi no, qui scusate, la buona notizia, vi ho lasciato lo screenshot dove potete entrare per vedere, si chiama Talkwalker Free Social Search, ecco, così se lo mettete direttamente su Google lo trovate subito la parte che ci interessa, cioè quella gratuita. Allora vi faccio vedere, per esempio, no? Quando qua noi lavoravamo col G20, lui mi faceva un'analisi di tutte le conversazioni online relative al G20, voi qui potete inserire qualsiasi altra parola chiave, parole chiave relative alle vostre attività, no? Ecco, e lui vi fa vedere dove se ne parla, nel nostro caso ad esempio vi faceva vedere in Italia le regioni in cui si parlava maggiormente di G20, e non a caso il Lazio era al primo posto ovviamente, vabbè, le lingue, ma soprattutto mi faceva vedere la demografia. Questo era molto interessante per noi, perché ad esempio andava a smontare un pregiudizio che avevamo, cioè che di G20 alla fine ne parlano i funzionari, quelli, magari i giovani un po' meno. Invece vedevamo che questa fascia qui, 18-24, ne parlava e come di G20. E a quel punto andavamo ad analizzare, è un'analisi ancora più verticale che si può fare, andavamo a vedere di cosa parlavano i giovani di G20, era soprattutto il tema dell'ambiente, non a caso. Ma già questa è stata per noi una sorpresa. Oppure, altre cose che ci può dire uno strumento come Talkwalker, secondo me questo è molto interessante per voi. Mettendo una parola chiave, qui vi faccio vedere un lavoro che ho fatto proprio qualche tempo fa, era i giorni di Sanremo, perché dico così? Perché adesso lo vedete. Allora, i giorni di Sanremo l'ho fatto con un'ambasciata e un consolato italiani in Brasile e Argentina, abbiamo analizzato entrambi i paesi. Tu puoi mettere lì dentro una parola chiave, nel loro caso volevano vedere Italia, quindi una parola chiave generica, capire se nel loro paese si parlava di Italia e come. Lui ti fa vedere tutti i risultati su quella parola chiave che ci sono, e non solo, ti fa vedere, quindi le vedi nel corso del tempo come si muovono, ma ti fa proprio la lista. Quindi voi, mettendo all'interno le vostre parole chiave, vi fa vedere quali sono gli utenti che effettivamente stanno discutendo di quelle tematiche lì. E quindi se potete intercettare delle conversazioni nelle quali è utile inserirsi per magari tarare il messaggio, perché qualcuno sta scrivendo cose che sono fuori dal mondo, oppure banalmente per andare a individuare quali sono gli utenti più attivi relativamente alle vostre materie. Ecco, questo era un po' il lavoro che noi costantemente facevamo. Ecco, in questo caso qui, questo è il risultato della parola Italia in Brasile nei giorni in cui l'abbiamo fatto, appunto, era febbraio, no? Fine febbraio. E qui uscivano un po' tutti i contenuti classificati per il livello di interazione che hanno. Poi la classificazione dei contenuti la potete scegliere voi, però in questo caso ci fa vedere che quel tweet lì aveva avuto 3.800 retweet, cioè stiamo parlando di un contenuto che sta girando molto. E allora andiamo a capire di cosa si parla dentro quel contenuto, se emerge un'immagine dell'Italia che a noi non va bene e quindi dobbiamo intervenire oppure no. Questa era l'idea, per esempio, dell'ambasciata e del consolato. Poi vi fa anche un word cloud e vi fa vedere quali sono i temi che girano intorno alla parola chiave Italia che io stavo cercando, ed ecco appunto, ecco perché Sanremo, no? Cioè, in America Latina Sanremo piace, e quindi addirittura in quei giorni, no, le discussioni online in Brasile, Argentina e altri paesi che stavamo analizzando vertevano
soprattutto su Sanremo, ma così come vertevano su un'altra serie di tematiche che, per esempio, senza adesso entrare nel dettaglio, all'ambasciata interessavano, come quella della ideologia di genere, un dibattito che poi, diciamo, si è sviluppato anche nel nostro paese, e un'altra roba che qui adesso non vedete, ma legata al presidente Bolsonaro. Ecco, grazie all'utilizzo di questi strumenti, no? Noi comunque abbiamo raggiunto una serie di risultati, devo dire, sui social media non indifferenti. Vediamoli un attimo a livello quantitativo. Tenete conto che solamente nei giorni a cavallo del vertice, quindi non durante tutto l'anno, ma solo nei giorni a cavallo del vertice sono stati pubblicati relativi al G20 circa 1,7 milioni di contenuti. 14,3 milioni sono state le interazioni registrate sui social media tra commenti, condivisioni, eccetera. Come si fa a gestire una mole del genere? Allora, noi innanzitutto non avevamo una squadra enorme, cioè io avevo 3 collaboratori, ecco, per capirci, e nel G20 lavori H24, perché il commento può arrivare dalla Cina quando tu stai dormendo, il Giappone, eccetera. Quindi non è che avessimo chissà quante risorse, però strumenti del genere ovviamente un po' ci aiutavano. Per darvi un'idea, un po' di benchmark anche, perché messa così, vabbè, sì, sembrano numeri importanti, nel G20 del 2020, fatta l'analisi negli stessi giorni a cavallo di quello precedente, quello gestito dai sauditi, i contenuti erano stati 775.000, le interazioni 5,8 milioni. Quindi da questo punto di vista, a livello quantitativo, sappiamo che la comunicazione non si giudica solamente a livello quantitativo, perché questi potrebbero essere tutti contenuti negativi, per esempio. No, quindi non è che sia una roba di cui mettersi le medagliette sul petto. Però rispetto ai sauditi, che va detto, erano stati piuttosto sfortunati perché il loro G20 si era tenuto online e quindi, vabbè, con tutto quello che ne comportava, però insomma a livello quantitativo il lavoro non era andato male. Livello qualitativo, cosa della quale dobbiamo sempre tenere conto. Attenzione quando si fanno anche queste analisi in cui mi fai vedere tutti i commenti, le cose che abbiamo avuto a livello solo di numeri. Il sentiment era molto positivo, cioè l'84% delle interazioni che abbiamo ricevuto erano positive o neutre, mentre il restante 16% di interazioni, quelle negative, non erano rivolte verso la presidenza italiana, cioè si parlava di G20, ma non erano critiche nei nostri confronti. Contro chi erano le critiche? Ecco, soprattutto erano contro il presidente Bolsonaro, cioè noi avevamo tutta una serie di contenuti online che citavano il G20, dicevano Bolsonaro è in viaggio verso Roma G20, ma è stato incriminato, per esempio, no, dalla Corte. Quello è un tweet negativo, per esempio, ma in fondo non ha nulla a che fare con noi, con la nostra presidenza. Per esempio, un altro tema sul quale si erano focalizzate molto le critiche era stato il corteo delle macchine di Biden. E dice, ma questi vanno lì per l'ambiente, eccetera, e questo arriva con 80 macchine, no, che inquinano più probabilmente, no, di tutti i voli aerei che vengono fatti in quel giorno. Bene. Ma anche qua noi non c'entravamo nulla. Cioè non è che l'Italia può dire a Biden vieni con 2 o 3 macchine, non col corteo da 80, no? Ecco, oppure ti diamo noi il vigile in motocicletta e a posto così, no? Ovviamente. Quindi, ma questo, ecco, devo dire che ha pesato in positivo su di noi, quindi che la maggior parte, ecco, almeno del sentiment che abbiamo ricevuto per quel G20 è stato decisamente spostato sulla parte positiva. Io, e chiudo, ho un solo cruccio di quell'esperienza, ecco, questo mi è rimasto. Avevo detto prima che quella foto lì era diventata virale e aveva spodestato tutti gli altri contenuti sul G20 in tutti i paesi, tranne uno. Qual è secondo voi? Qual è il paese in cui quella foto lì è stata spodestata da un altro contenuto? Quindi sul G20 è stata la foto più ritwittata e ricondivisa è stata un'altra e non questa. Vabbè, è l'Italia. È l'Italia dove, ahimè, ecco, vedi, si rifiuta pure il coso di farcela, dove la foto del G20 che ha avuto più condivisioni, like, eccetera, è stata questa di Osho, perché in quei giorni, come vi ricorderete, ma non solo, ormai è quotidiana la cosa che a Roma girano i cinghiali, e quindi il Biden un po' perplesso che si chiede, no, come mai il menù era tutto a base di cinghiale. Questa è stata la foto in Italia che ha vinto, che ha battuto di poco a livello di interazioni la foto che avete visto prima di famiglia. Rimane un po' il grande cruccio. Bene, grazie.
Grazie Antonio, ecco, quindi siamo riusciti a rendere semplice anche la comunicazione del G20 e non solo. Allora, noi sicuramente siamo un attimo in ritardo, però io direi che un quarto d'ora per le domande qui ce lo possiamo prendere e poi dopo ci spostiamo all'aperitivo. Per cui se avete domande per Bruno, per Antonio, per Michele, fatele pure, basta che alziate la mano, vi chiedo di alzarvi e di dire di quale, da dove venite, come si diceva una volta, perché così almeno inquadrano di cosa vi occupate. Sono sicura che ci sono delle domande, per cui vi lascio... E fu così che invece siete stati così chiari che nessuno ha delle domande da fare. Ma io ho chiuso con un'immagine che faceva vedere un pranzo. C'è l'aperitivo, dici che? Per l'aperitivo. Dubbi? Qualche curiosità che vi è venuta durante ascoltando i nostri relatori? Qualcosa sulla quale non siete d'accordo? Perché, visto che, come dire, esatto, diamogli un po' di verva anche ai nostri relatori, non li lasciamo così che pensano di aver finito il loro lavoro. Tutto chiaro? Tu vuoi fare una domanda? Te la fai tu ad Antonio? Bene, dopo la signora sicuramente. No, vai, così rompi il ghiaccio, Bruno. No, volevo sapere, tu hai appena detto una cosa secondo me per tutti noi illuminante, cioè voi avete gestito un G20 in una squadra di 3, cioè te più 3 persone. E allora, questa cosa mi interessa molto perché fa capire, cioè, vorrei che tu ci raccontassi quanto è stato impossibile, cioè avete fatto cose da matti oppure basta organizzarsi anche con meno risorse di quelle che uno si aspetterebbe, no? Perché per esempio per altre manifestazioni molto meno grandi e meno internazionali io conosco squadre di 20-25 persone, no? Quindi se ci racconti qualcosa di questo penso può essere utile per come ottimizzare le risorse di fronte a un gigante come il G20. Beh, intanto io ho scelto tutte persone che avevano contemporaneamente un background di relazioni internazionali, ma che allo stesso tempo sapessero modificare una fotografia, montare un video, girare un video con lo smartphone. E quello oggi è un po', secondo me, una necessità formativa che tocca tutti noi, credo, soprattutto ora, non so ovviamente le singole realtà dalle quali venite, ma immagino che non siano realtà in cui avete appunto 20-25 persone che si occupano di comunicazione e quindi magari siete voi a organizzare l'iniziativa e contemporaneamente a fare le foto durante, a fare la relatrice o il relatore e poi però passare dall'altra parte a fare il video di quell'altro. E noi facciamo così, cioè nel senso, cioè la stessa persona che, cioè a me è capitato questo, nel senso, stessa persona che era seduta qui al tavolo a fare da relatore a un gruppo di lavoro e poi io gli dicevo, poi a un certo punto vai dall'altra parte e fai il video, con dei piccoli corsi di formazione anche che venivano fatti, quindi non solo alle persone che lavoravano in comunicazione, ma a tutti gli altri, insomma abbiamo cercato veramente di fare il possibile, però il tutto partiva, come vi dicevo, ormai da delle competenze molto trasversali, cioè tutti quelli che lavoravano con me erano persone che, se gli chiedete la situazione geopolitica oggi in Russia, vi possono fare un articolo per Foreign Affairs, contemporaneamente sanno montare un video. Io questo cerco di trasmetterlo sempre all'università. Trovo ancora un po' di resistenze perché magari i ragazzi sono nella fase in cui vogliono fare tutti quelli a cui insegno io, i ricercatori di geopolitica, di relazioni internazionali, e quindi sembra sminuente dirgli guarda che devi imparare anche a usare Photoshop, per dire. Ecco, però è così. Questo vale per i ragazzi secondo me, ma non solo, vale anche per tutti noi, chi si deve continuamente insomma, aggiornare nelle proprie competenze. Io avevo una domanda per il dottor Mastroianni. Prima parlava della questione degli scopi e degli argomenti collegato ai contributi. Quanto diciamo, il dato tecnico e quindi l'informazione precisa è importante rispetto diciamo, al chiarimento? Cioè se quello è determinante, quindi ci deve essere per forza e poi il resto,
oppure se il dato non c'è ma si ritiene appunto che lo scopo sia quello di dare quell'informazione, può essere comunque data con delle modalità diverse, ecco. Direi qui due cose. È chiaro che sì, vero, le telecamere. Diciamo, è chiaro che quando si è, soprattutto dipende se si è in situazione di crisi e di critica o se si è in situazione pacifica. Cioè, allora, posto che tanto le questioni sono sempre pragmatiche, che non significa pratiche, significa che quello che conta è l'effetto che stanno avendo nella relazione, no? Cioè, per capirci, se una relazione è buona, tutto quello che dici va bene, anche se lo dici male. Se una relazione è cattiva, anche se dici tutto bene e preciso, va male. Ci capiamo? Allora, con gli utenti è questo, il punto, l'ostacolo principale è questo. Quando è che c'è la crisi? Quando la relazione non era così male, ma hai detto una cosa, per esempio, che è manchevole di qualcosa, non l'ho capita, l'ho fraintesa io o tu l'hai scritta in modo fraintendibile e non ti riconosco più, diciamo, questa è la crisi. Allora, in queste situazioni di crisi è importantissimo quello che ha detto lei, cioè la precisione nell'informazione, la chiarezza, il recupero sull'errore fatto, cose di questo tipo, no? Cioè, per esempio, ho messo una cifra sbagliata, ti metto la cifra giusta, ho fatto un errore nel mio post, come qualcuno raccontava prima nell'esperienza, lo riconosco immediatamente, non faccio finta di non averlo fatto, aspetto che si calmino le acque, queste frasi che a volte ti dicono i capi, aspettiamo che si calmino le acque, tu dici... Siamo sui social, quali intanto quando mai sono state calme le acque e quando mai nel tempo si siano calmate, anzi casomai aumenta, insomma. Quindi sì, nei casi di crisi è importante la pienezza dell'informazione, è un valore altissimo. È chiaro che invece in tempi di pace, diciamo così, cioè quando non c'è nulla che va male, anzi uno rischia sui social l'indifferenza del pubblico, cioè uno non ha reazioni, effettivamente ci si può giocare più sulla retorica e sul diciamo, sull'attirare l'attenzione o sul coinvolgere più da un punto di vista emotivo, con l'eleganza del linguaggio, con trovate di immagini di questo tipo. Quindi dipende sempre dalla condizione di ciascuno. Abbiamo visto il caso delle ONG, spessissimo sono già direttamente sotto un fuoco polemico per quello che trattano. Il G20 vive del costante rischio di questo, no? Cioè loro, immagino, anzi Antonio ci può dire di questo, loro avranno sicuramente avuto un piano di comunicazione che puntava molto a informare, a comunicare, a coinvolgere, ne abbiamo visto anche alcuni esempi, ma sempre con l'attenzione a le crisi possono scoppiare in ogni momento, cioè conflitti che poi ti diventano crisi se non gestiti con la correttezza delle informazioni. Quindi non so se tu hai da aggiungere questo. Il G20 tenete conto che è una passeggiata rispetto al G7. Perché il G7 gode di una pessima reputazione, più o meno, il G20 è inclusivo, ci sono tutti dentro, quindi alla fine, uno dice, vabbè, mentre il G7 è un po' ancora un retaggio, c'è chi ovviamente ti scrive e dice, ma come fate ancora nel 2000, quello che è, a decidere senza India, Russia, Cina, Brasile dentro, cioè tutte le altre economie, gli altri paesi. Ecco, il G7 è veramente superato, quindi io l'ho vissuto nel 2017, era un costante fuoco nemico contro. Il G20 è una passeggiata. Chi è che ti critica? Cioè, chi è? Nigeria, tutto rispetto, ma insomma ancora non... Cioè, c'hanno di strada da fare. Ecco, però gli altri, nell'altro caso sì, decisamente. Una domanda. Rispetto alla comunicazione, quanto metterci la faccia nei social e quanto invece attenersi più a una, forse è già implicita la risposta, però a una comunicazione più istituzionale, cioè penso a delle organizzazioni, associazioni di categoria, ma penso anche ad altre realtà come quelle di Michele. Quanto ha senso una comunicazione che rimane sempre con tutte le caratteristiche che avete detto voi, quindi essere friendly, essere attenti all'interazione, alla comunicazione, alla vicinanza, alla prossimità, eccetera, ma quanto rimanere più istituzionali, parlare di sé come istituzione, quanto metterci la faccia con il datore di lavoro piuttosto che con le persone all'interno dell'organizzazione. Secondo me questo è un ottimo argomento per il prossimo workshop, perché io avrei bisogno di circa 2 ore per dire quello che penso su questo tema, perché parliamo di che cos'è la faccia. Allora, però dico delle cose brevi. Allora, le persone vogliono vedere persone, non vogliono vedere istituzioni, e comunque vedere persone
vale molto di più che nessuno si appassiona. Prima quando Antonio ci ha fatto vedere i palazzi a me è venuto subito un piccolo magone, anche se sono palazzi bellissimi, no? Però sarà che abito a Roma, sarà che ci ho pensato a lui che doveva avere a che fare con quelle istituzioni, no? Però dietro quelle istituzioni ci sono le persone, infatti probabilmente lui, che è quello che ci ha raccontato, avrà dovuto fare tutto un lavoro tra persone poi per far lavorare quelle istituzioni assieme. Allora, qual è la faccia di un'istituzione? È molto più difficile rispetto a dire la faccia di un'azienda, anche se Michele ci può dire qualcosa su questo, perché loro per esempio mettono sempre la faccia di qualcuno, no? Correggimi se sbaglio. Proprio ne stavamo parlando prima, che nel mio caso io ho deciso di mettere la faccia per un team, però, cioè io racconto quello che è il lavoro di un team, e questo perché ho notato che le interazioni o comunque quello che dicevamo prima, people want to see people, aumentavano nel momento in cui c'era il messaggio che volevamo mettere noi, che era un'azienda friendly, artigianale, familiare, anche se non sono il titolare. Ho dovuto, anche se non volevo, perché nessuno gli piace, se fa tutto un altro lavoro, stare davanti alla telecamera e uscire dalla comfort zone e stare davanti a una telecamera. Però, infatti non sono abituato a stare davanti alla telecamera, però ho detto ok, ogni tanto appaio in video e da là è migliorata molto l'interazione con le persone, anche se parlo sempre al plurale, non parlo mai di cosa faccio io, parlo di cosa facciamo noi. Quindi io sono il rappresentante di un'organizzazione, di un team, di un'azienda, però far vedere sempre solo il trattore, il logo, le slide, eccetera, ho visto che nel nostro caso con quello che volevamo comunicare non funzionava. Io posso dire una cosa negativa e poi dopo secondo me anche Antonio ci può dire qualcosa su questo, che comunque la faccia c'è, cioè quello che io vi ho fatto vedere con l'ONG, avete visto come dalle risposte non è che ciascuno di noi rimaneva deluso pensando ha dato una risposta negativa, cioè nessuno di noi la prendeva in maniera occasionale e contingente, ma ci dava fastidio quella risposta perché non ci sembrava corrispondere con l'identità dell'ONG. Cioè che faccia stai facendo? Come uno che diventa tutto rosso, sputa o c'ha il prezzemolo tra i denti, se ti parla ti concentri su quell'aspetto, non pensi a quello che sta dicendo. Ecco, succedeva una cosa, quindi comunque la faccia c'è, il problema è che se è una faccia grigia, se è una faccia distante, c'è un problema a monte. Così come attenzione a trasformare la faccia di un'istituzione che comunque ha la sua identità istituzionale in una cosa troppo friendly, scherzosa e con un tono inadatto. Anche quello farebbe una distanza tra l'identità e l'immagine, tra la faccia identitaria e la faccia esposta, che comunque è un problema di comunicazione. Non so se tu su questo, qual è la faccia del G20? Beh, vi racconto giornalistica. un episodio che ci è capitato nel G7 invece. Se per il G20 abbiamo avuto, per la prima volta, ecco, siamo stati quelli che hanno postato la foto della famiglia allargata, sul G7 italiano abbiamo avuto un altro piccolo primato, no? Cioè per la prima volta noi abbiamo postato, durante il G7 del 2017, la fotografia di una riunione degli Sherpa. Come sapete, gli Sherpa sono questi mitologici personaggi che sono dietro a tutto, però, cioè sono quelli che preparano tutto quanto, poi arrivano i capi di Stato, mettono la firma più o meno, non sempre così, mettono la firma e via, vanno a casa. E noi decidemmo durante la prima riunione degli Sherpa del G7, col consenso ovviamente degli Sherpa, di fare una fotografia degli Sherpa. E ancora ricordo il commento di un utente britannico che con il tipico, diciamo, stile britannico disse: ah, ma allora esistono gli Sherpa, no? Sotto la fotografia. Questo per farvi vedere, era la prima volta che si vedeva uno Sherpa. Ecco. Poi da lì abbiamo visto come, a parte quella foto effettivamente è stata accolta molto bene, e poi si è innescato un percorso per il quale l'anno dopo i canadesi, quando hanno fatto il G7, hanno fatto i video con gli Sherpa, quindi piano piano. Nel G20 attuale, che è retto dagli indiani, la presidenza indiana, gli indiani fanno i video con gli Sherpa che fanno yoga prima delle riunioni, per rilassarsi, per riuscire a ottenere magari dei risultati migliori durante il negoziato. Quindi ormai abbiamo aperto una strada che, non so, sta prendendo una brutta deriva secondo me, perché poi non so, il prossimo anno abbiamo il G7, non so cosa potremmo inventarci o chi gestirà il G7. Il G7 in Italia? Sì, sì, nel 2024 noi avremo di nuovo il G7, sono allora, già passati chissà, 7 anni. Chissà. C'era ancora una domanda, sì, e poi un'altra e poi andiamo all'aperitivo. Grazie, Alessandro, Regione del Veneto. Domanda a tutti e tre i relatori che ringrazio. Allora, abbiamo parlato del fatto i social e le interazioni come modalità di entrare in relazione con altre persone. Allora la domanda è: in quali casi invece
lasciar cadere la relazione, nel senso di non proseguire l'interazione, non farla mai partire o altro. Nel senso, abbiamo visto vari esempi, cioè quando il livello di critiche oppure la postura dell'interlocutore è tale per cui anche se abbiamo le dita calde perché ci verrebbe da rispondere o con dei dati oggettivi o come ha fatto l'ONG anche con un po' di asfalto, invece è bene nella vostra esperienza fermarsi e quindi non si crea relazione? Grazie. Io per primo solo perché ho il microfono, così nel frattempo arriva anche a loro. Ma ad esempio vi dico la scelta che abbiamo fatto noi come, chiamiamola così, social media policy, cioè gestione un po' dei commenti. Per esempio lasciavamo perdere laddove i commenti e le critiche che ci arrivavano erano completamente fuori contesto. Questo perché? Perché secondo noi questo, se ci fossimo infilati lì, cioè se noi, per dirvi, io ricordo, adesso senza portarvi un esempio del G20, ma ricordo i tempi dei Marò, no? La crisi dei Marò con gli indiani. La Farnesina, qualsiasi cosa postasse, dice siglato accordo di cooperazione con il Vietnam, accordo sotto, e i Marò, vabbè, ma stiamo a parlare del Vietnam, delle cose, ecco. Se tu ti infili lì, che cosa succede? Almeno noi ragionavamo così, che a quel punto tu chiudi qualsiasi spazio di dialogo costruttivo con altri che vorrebbero parlare del Vietnam, dell'accordo del Vietnam in sostanza, perché cominci una discussione sui Marò rispondendo laddove ci potrebbe anche stare, attenzione, tu potresti dire vabbè, i Marò, allora ti rispieghiamo che i Marò sono, ecco. Ma a quel punto quello che voleva parlare di Vietnam arriva lì e trova varie persone che discutono di Marò ai quali tu stai continuando a rispondere eccetera e non interviene sull'accordo del Vietnam, ecco, per capirci. Questa è stata ad esempio una delle linee guida che ci siamo dati noi quando non intervenire, per esempio, quando era completamente fuori contesto. Parlo anch'io di un esempio pratico che... Parliamo del video dei bike tour, ok? Che avete visto che alla fine c'era l'aperitivo con il salame di casa e l'avevamo sponsorizzato, avevamo messo anche un budget abbastanza importante sui social. Pochi commenti ci sono stati, il commento più, diciamo, l'unico commento, il primo che veniva fuori era ma perché avete messo un video con quel salame di M, ok, puntini puntini, perché ovviamente era una persona che era attivista vegana, eccetera. A parte che il salame lo fa mio zio, quindi mi sono sentito abbastanza preso sul personale. Poi ho detto, c'è un lavoro dietro di lavoro dal punto di vista montaggio, eccetera, di preparazione della campagna marketing e di spese, che dopo vedi il video, la fagiana e sotto scritto salame di M, dà fastidio. Là per questo sono andato a disinnescare, sono riuscito ad essere più semplice, ma sono riuscito a eliminare a quel punto il commento. Per questo dicevo, io come azienda non posso entrare, devo essere totalmente inattaccabile, non posso schierarmi né da una parte né dall'altra, nel mio caso proprio perché, ripeto, sto comunque promuovendo un prodotto, non posso essere schierato. E quindi là sono riuscito a eliminare il commento e la cosa si è conclusa là. Fosse stato per mio cugino, ha detto dimmi subito chi è che vado a segnalarlo, eccetera. Quindi. E, oltre a essere d'accordo con quello già detto, aggiungo, quando gli scopi sono di posizionamento o di distruzione, perché non ne abbiamo mai parlato, cioè uno può avere anche lo scopo di intervenire in un confronto per distruggerlo e basta, no? Quindi se lo scopo è di posizionamento e di distruzione e gli argomenti sono o soggettivi, quindi giudizi sprezzanti, appunto salame di M, non è che ha detto il salame non è buono perché è tratto da cioè ha fatto un ragionamento, allora gli puoi rispondere, ma è un giudizio formulato così. Quindi se gli scopi sono di posizionamento o distruzione, gli argomenti sono soggettivi o non argomenti, perché esistono anche non argomenti tipo bestemmie, parolacce, emoji a caso, cioè sui social c'è di tutto. Questa secondo me è la parte che riguarda da un lato libertà d'espressione e dall'altro eventuali operazioni di censura. Per esempio, questo dipende dalle istituzioni delle policy. L'azienda per cui lavoro io, se ci sono parolacce e bestemmie, oscura i commenti. Semplice. Poi ci sono persone che fanno dei giri di parole per bestemmiare, che secondo me vi sottoporrei anche qui in Veneto, dove so che siete abbastanza esperti, però cioè riescono a fare delle bestemmie senza nominare né le divinità che vengono accusate, né gli animali che di solito si associano, ma tutti dei giri eccezionali, e allora lì ci vuole una mano umana. Però quando lo scopo è contrapposizione e argomento soggettivo, siamo nella libertà d'espressione. Cioè se non ci sono parolacce o insulti e allora sono quelle cose in cui ti dicono mi stai antipatico, non mi piaci tu perché sei tu, non accetterò mai quello che dici tu perché non lo accetto a priori.
diciamo, siamo esposti in uno spazio pubblico e a questi non bisogna rispondere perché si dà seguito a qualcosa che non porterà mai a un contributo. Questo è il motivo. Cioè non è una questione etica o una questione è una questione proprio strategica. Si può dare un contributo se o si affronta un argomento oggettivo e Antonio dice bene, se si affronta nel posto giusto, cioè per esempio una delle strategie, dipende dalle situazioni, però una delle strategie è dire di questo ne abbiamo parlato di là e cercare di portare chi fosse interessato ad affrontare la questione di là, non qua, perché invece là devi valorizzare chi ne vuole discutere, quindi ci vuole o un argomento oggettivo, però per non fare gli intellettuali che o argomenti bene o non discuto con te, che sarebbe Aristotele faceva così, no? Se l'argomento non è degno non bisogna discutere, e uno gli avrebbe detto non hai mai fatto una riunione di condominio, caro Aristotele, si vede, sei un grande, però prima vieni, o una chat di WhatsApp non ce l'hai, diciamo, sulla tua tavoletta e si vede. Quindi a volte l'argomento magari non è top, però può essere un contributo. Attenzione, perché i contributi possono essere involontari, cioè a volte l'espressione di un disagio per un servizio, che quindi è fatta con uno scopo in realtà di contrapposizione, però da quello può venire un contributo, perché si raccoglie per esempio un disagio o un dolore di cui raccogliendone si fa un contributo per tutti gli altri, quindi insomma bisogna avere un po' di elasticità. Quello che è sicuro è che però per avere un confronto ci vuole o uno scopo generativo o un argomento che dà adito di parlare di qualcosa. Quando non ci sono proprio nessuna di queste due, rispondere è dannoso, perché proprio per la logica dei social gli si dà spazio. E dando spazio a quelli non è tanto dire non dare spazio ai cattivi, è che si restringe lo spazio di quelli che vorrebbero intrattenere interazioni più proficue, e invece bisogna contribuire che ci sia lo spazio. Mi è venuta in mente un'ultima cosa: il Wall Street Journal, e vi invito ad andarlo a cercare online il caso perché è interessantissimo, faceva nel suo sito moderazione dei commenti, cioè si limitava a dire se ci sono parolacce, insulti, istigazioni al crimine, cancello, se no lascio fare tutti i commenti, ognuno può dire quello che vuole. E si è accorto nel tempo che comunque i più aggressivi prendevano tutto lo spazio, anche quelli che andavano fuori tema prendevano lo spazio, anche senza parolacce, ma prendevano lo spazio, e non venivano mai fuori gli utenti che volevano discutere. Allora hanno cambiato completamente strategia, hanno fatto piccole cose. Per esempio hanno incominciato a dire smetto di fare il moderatore e incomincio a fare il valorizzatore dei commenti, cioè se mi arriva un commento anche molto critico, ma la critica è articolata, io rispondo brevemente, cioè in tempo breve, e faccio rispondere dall'articolista, in modo che tutti gli altri... Poi, seconda cosa che hanno fatto, questo molto intelligente, hanno aperto i commenti solo ad alcuni articoli, ma non per censura, per dire riusciamo a seguire centinaia di commenti solo per alcune cose, e il giornalista che l'ha scritto sarà disponibile solo in alcuni momenti. Però che cosa è incominciato a succedere? Che a fronte di 10 commenti fuori tema e uno anche molto critico ma in tema, quello critico otteneva la risposta. Cosa hanno visto succedere con questa valorizzazione dei commenti? Che a mano sono venuti sempre più fuori le persone che prima non avrebbero commentato. Perché? Perché è chiaro che tu entri in un ambiente, si stanno prendendo tutti a sprangate, non è che dici adesso discuto, te ne vai se non sei un violento. Se invece tu entri in un ambiente in cui se uno parla viene risposto dal relatore, allora tu dici, allora qui si può parlare. Insomma, sono riusciti ad incoraggiare gli utenti non facinorosi e non violenti ad intervenire, che era quello che ci diceva prima Matteo. Cioè ci diceva, occhio che poi noi siamo sensibilissimi su quelli che ci fanno critiche e provocazioni e ci dimentichiamo poi quelli positivi, quelli costruttivi, quelli che anche dicono una cosa, forse non geniale, ma in fondo hanno dato un contributo. Allora anche a quelli va dato il feedback, perché ogni feedback che si dà online è uno spazio che si dà alla persona. Basta. Grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande, voleva... Sì, nel nostro caso, che è un caso estremo perché siamo nell'ambito della diplomazia dove ogni aggettivo, immaginate, ha poi un peso, esatto, cioè io ho rischiato almeno 10 crisi diplomatiche durante l'anno e una quasi guerra, quindi nel senso, cioè per una cartina
per capirci, adesso senza entrare nel dettaglio, ma cioè, quindi è un caso estremo. E allora nel nostro caso rallentavamo un po' i tempi, quindi le risposte magari non arrivavano subito, ma venivano abbozzate da chi vedeva nel monitoraggio, passavano a me e poi passavano a un diplomatico anche. Tutto questo ovviamente portava via tempo, ma a quel punto dicevamo vabbè, rispondo con un'ora dopo, e però c'era la doppia sensibilità del comunicatore e poi anche del diplomatico. A quel punto mettevamo insieme, come diceva giustamente lei, le varie sensibilità, però il nostro era un caso estremo, in cui effettivamente la velocità per noi era meno importante rispetto al... Certo, certo. Certo, certamente. Però quindi così. Solo come colore vi dico che quello che io vergavo, cioè magari era la bozza, magari al collaboratore, io sistemavo quello che vergavo, sistematicamente il diplomatico lo cambiava. Ma non in meglio, però, cioè, nel senso, con dei panegirici che, ecco, appunto. Ma è perché ognuno ha il suo stile. Allora tornava un attimo a me, ricancellava un paio di cose, ritornava a lui e via, e poi usciva. Però è stato divertente anche questa. Effettivamente sì. Cioè, un conto è la strategia, diciamo, dal punto di vista editoriale che abbiamo visto noi, no? Come rispondere, la dialettica, quando rispondere. Poi effettivamente servono anche delle procedure interne a seconda dell'entità dell'organizzazione. Allora forse io direi almeno 3 livelli. Ci sono un'autonomia che va data ai social media manager di rispondere a ciò che li riguarda, però le dinamiche interne al social, cioè per esempio hanno fatto un refuso, rispondono loro, l'immagine è caricata male o ha qualche problema tecnico, risponde il social media manager. Appena il tema si fa più editoriale, diciamo così, di scelta di contenuto, allora bisognerebbe fare una procedura perché il social media manager perlomeno deve contattare il comunicatore dell'organizzazione, diciamola così in generale, poi ognuno se la adatterà. Però attenzione che questo è, quindi già siamo più di contenuto, il social media manager non può mai da solo dare una risposta. Occhio, perché poi sarà il terzo livello, è quello quando ti sta succedendo sui social una cosa che in realtà non riguarda né i social né solo la comunicazione, ma scelte aziendali a monte. Allora lì è quel delicato compito che sta di attivare non solo il comunicatore, ma anche il livello dirigenziale che deve prendere delle decisioni, perché siamo in crisi. Sembra ovvio sempre, io ripeto questo, che dire le cose ovvie invece è fare le cose che servono, perché a volte è proprio non aver affrontato questa almeno tripartizione minima ovvia che ha creato la gran parte delle crisi che si vedono online e offline. Quindi almeno averla, un minimo di procedura in cui il social media manager non faccia quello che deve fare il comunicatore e il comunicatore, perché questo è un altro tipo di crisi, non faccia quello che devono decidere i dirigenti. Sì. Diciamo, questo pure è il tema. Sì, è un tema di organizzazione, fondamentalmente di procedure interne. Bene, allora nella sala B c'è l'aperitivo, noi vi diamo appuntamento ad ottobre 2023, troverete tutte le informazioni che ci siamo scambiati oggi sulla vostra area riservata, e lunedì vi arriva anche il questionario di gradimento che vi chiediamo veramente di compilare. Grazie, ci vediamo in sala B.